progetti, se ti va. Vuoi vivere una vita insieme a me? Mi parli di coraggio e volontà e cerchi con affanno il mio domani, con tanta e tanta voglia di amare. Che cosa vuoi che voglia dire amare? La vita programmata e forse amare, domani ancora uguale. Amare, non basta aver 20 anni per amare, illudersi che insieme sia migliore e poi sentirsi male. Come sai, un giorno mangia l'altro e dai l'età, diritto di votare e dire no, bisogno di campare e dire sì, e cerchi l'evasione più banale, oppure esplodi addio domani. Amare, che cosa vuoi che voglia dire amare? La noia quotidiana e forse amare, domani ancora uguale. Amare, volersi ad ogni costo non è amare, illudersi che sia se fai l'amore e poi sentirsi male. Amare, volersi ad ogni costo non è amare, illudersi che sia se fai l'amore. Marco Della Pietra, sindaco di Presiano, buongiorno, buongiorno cari telespettatori e Buongiorno. telespettatrici. Buongiorno a Si tutti. parte alla grande questa mattina, abbiamo collegato da Padova anche Maurizio Antonini, direttore CIA di Padova, Agricoltori Italiani Veneto. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Siccome è Casenavale delle lacrime, direttore, meglio che partiamo così, bello, sorridenti, tutti allegri, perché se iniziamo con la Valle di Lacrime non ne veniamo più fuori, partirà anche l'estate finalmente. Cosa ci racconta, direttore? Beh, se dobbiamo sorridere, sorridiamo, però se dobbiamo capire la situazione e la difficoltà che vive oggi il settore primario è un'altra cosa. Oggi la situazione dell'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda la questione dei prezzi delle materie prime, ma soprattutto anche per quanto riguarda il giusto valore che viene riconosciuto agli agricoltori per il grosso lavoro che oggi stanno facendo, è una valle di lacrime, nel senso, guardi, solo per dare un esempio ai nostri telespettatori, ma per far capire
la situazione che vive il settore primario e parliamo del grano duro. C'è stato un aumento del costo della pasta nei scaffali del 14%. Mentre c'è un crollo del valore del prodotto agli agricoltori meno 40%. Oggi viene pagato a 30 centesimi al chilogrammo il grano duro per la vendita ai nostri agricoltori. Quindi lei pensi una situazione di questa difficoltà. 3 caffè per acquistare il valore del grano duro. Quindi una situazione di grande difficoltà che vive il nostro settore, soprattutto per la poca concretezza e il giusto valore che danno al valore dei nostri prodotti. Vede direttore, sono partita così perché tutta la settimana che parliamo con gli ospiti, consumatori del Veneto, proprio di queste cose, di questi dati. Alla fine sa cosa esce? Sempre la parola speculazione. Chissà come mai ogni volta alla fine che parli di bollette, che parli di qualsiasi cosa, che si parli di agricoltura, di prodotti, viene fuori la parola speculazione. Questa speculazione, caro direttore Antonini, ha dei nomi e cognomi che nessuno però vuole fare, perché purtroppo nessuno vuole colpire la speculazione, si riduce in parte ma non si colpisce mai, perché non si colpisce i responsabili che ci sono, che fanno quello che vogliono, ai danni di questo povero consumatore con le spalle al muro, con stipendi e pensioni che sono veramente un'umiliazione unica. Solo in Italia succede questo, solo in Italia. Dicono ma anche negli altri stati non è che sia così, la vita è cara. Sì, ma che stipendi 3 volte tanto, vorrei ricordare a qualcuno che dice questo. Perciò vorrei capire perché non si colpiscono gli speculatori, direttore, prego. Ma guardi, la legge c'è anche, se vogliamo dirla tutta, nel senso che c'è una norma specifica in cui viene ben definito chi deve fare i controlli e soprattutto nel momento in cui c'è questo tipo di speculazione, o meglio, questi tipi di situazioni in cui c'è la vendita del prodotto a sottocosto, cioè a un costo insostenibile per quanto riguarda l'azienda, che costa molto di più per la produzione delle materie prime, si deve intervenire l'ISMEA, deve intervenire l'Istat con controlli specifici in maniera tale che non ci sia questo tipo di speculazione. Poi vede, il mercato è mercato, però è anche da capire come mai nell'ultimo periodo, sempre parlando per quanto riguarda il grano duro, nell'ultimo periodo si sono importate più di 700% in più rispetto al stesso periodo dell'anno scorso dal Canada, in cui il prodotto del grano duro, noi sappiamo che in Canada viene usato nella fase finale anche un insetticida che si chiama glifosate, che determina la spigatura del prodotto, che in Italia è vietato. E quindi va ben tutto, ma è giusto che nel momento in cui c'è questo tipo di speculazione o questo tipo di anomalie sia un intervento specifico da parte del Ministero, oltre al fatto di specificare esattamente nel momento in cui io vado a vendere quel prodotto da chi è prodotto e da dove viene prodotto, perché se c'è un prodotto come il prodotto del grano duro canadese in cui viene usato il glifosate, io lo posso anche utilizzare, ma io devo essere consumatore, devo essere messo a conoscenza del fatto che là c'è un prodotto in cui viene utilizzato il glifosate, mentre il prodotto italiano questo è vietato. Ecco, io penso che l'altro aspetto importante è l'etichettatura e soprattutto far conoscere ai nostri consumatori il valore di quel prodotto, ma soprattutto da dove viene. Sì, è vero, direttore, però io ricordo che siamo nel 2023 e di etichettature, specialmente nella mia trasmissione, ne ho sentito parlare e straparlare, ma ancora non sono chiare le etichette. Abbiamo sentito cosa è successo con la pasta poco tempo fa, perché lo andiamo made in Italy, prodotto in Italia, e dopo abbiamo capito dove era prodotta. Nel silenzio totale, fortunatamente qualcuno si è accorto ed è emerso il problema. Sindaco, lei come commenta queste dichiarazioni, queste parole di Maurizio Antonini, direttore della CIA di Padova, agricoltori italiani veneti? Ma credo che ci sia ben poco da dire a riguardo, se non che a me pare che ci sia stata comunque una sferzata anche da parte del ministro Lollobrigida in tal senso, quindi
È chiaro che non si possono valutare così i cambiamenti nel giro di 8 mesi, però a me pare che ci si stia strutturando e si stia dando all'agricoltura quello che è il ruolo che merita, e specie per quanto riguarda appunto il discorso dell'etichettatura e del Made in Italy. In ordine invece al discorso prezzi, lì è un po' più complicato, cioè andrebbe fatta un'analisi davvero strutturata, nel senso che purtroppo a rimetterci è sempre il consumatore finale, no? E quindi quello che dicevi tu, che qualcuno ci deve guadagnare, no? Dopo non entriamo anche nel discorso inflazione e via dicendo, perché anche lì se un chilo di pane prima costava 4 euro e adesso ne costa 11, capite? Sto dicendo dei numeri a caso, attenzione che dopo non mi si dica dove vai a comprare il pane tu, no? Capite che per chi deve sbarcare il lunario, deve andare a fare la spesa ogni giorno, diventa un problema. Discorso degli stipendi, verissimo, sacrosanto, al netto che potrebbero anche andare bene gli stipendi se non vi fossero tutte le tasse che ci sono no? Perché è vero, tu dicevi che ci sono stipendi che sono 3 volte i nostri e magari sono anche meno tassati, quindi no? Alla fine se uno avesse anche uno stipendio più basso ma non dovesse pagare tutti i servizi e gli venissero dati dallo Stato, chiaramente anche uno stipendio basso potrebbe bastare. In realtà siamo in una situazione così kafkiana, perché oltre ad averli bassi dobbiamo anche pagarci tutto quanto il resto e quindi diventa sempre più difficile la sussistenza. Però Sindaco, io a Venezia, come ho spiegato ai miei telespettatori, sabato eravamo in 28 banchi solidali, perciò tutti contenti e felici. Io invece ero amareggiata perché se da 7 banchi che eravamo nel 2012 siamo arrivati a 28, vuol dire che c'è un aumento di povertà e di persone che hanno bisogno della spesa che è impressionante, e questa la dice lunga. Ma soprattutto io vorrei capire, e qua vorrei interpellare anche Maurizio Antonini, noi siamo 12 milioni e produciamo cibo per 18 milioni. Mi volete spiegare come mai questo spreco, che poi io devo andarlo a comprare perché le aziende non me lo danno, perché ogni mattina viene bruciato tonnellate di carne, di formaggio, di verdura non ne parliamo, quello che viene se non vai a prendere al mercato che poi te dà più scoasse che il resto, se mo perda questo. Cioè, perché questo? Ma perché questa su una popolazione veramente che è quella che è, perché siamo 12 milioni, questi sono i dati ufficiali, e si produce così tanto? C'è qualcosa che non torna. Sentiamo Rinaldo, poi diamo la parola. Prego Rinaldo, se no mi cade la linea, povero. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto, purtroppo il mondo va avanti così. E dopo non è vero niente, anche gli agricoltori. Dite parlo di agricoltori, frutta, verdura e roba. Non è vero che è roba, quando ti porti in mercato, il prezzo, lo paroli, che fa il contadino che porta, perché è il commerciante che gli vende, ma non è provvigione, è il prezzo, lo fa il contadino, lo fa l'agricoltore. E dopo che non c'è una filiera così grande, e dopo che c'è una quantità, il prezzo lo fa il mercato secondo il bisogno della quantità. Se ne hai bisogno di un quintale di patate, te ne porti 100 e va solo il prezzo, ne porta 50 e cresce. Adesso i pastelli con le primizie, con qualsiasi articolo con le primizie, però bisogna aiutarli, perché adesso le spese, le quello che ti vuoi, ma se andava i pomodorini 8 euro al chilo, ti viene da Italia, ti vedi transgenici che ti metti dopo 3 mesi e sei ancora buoni. Cosa parliamo? È un'assurdità, è il pan come che ho detto io, è il pan 8-9 euro al chilo, è il pan che è una roba primaria per la gente che ha fame, va bene? Pan e olio e sega e la mangiare. Ma come se un governo di qualsiasi tipo di politica non mi interessa, dai la possibilità alla gente, una volta il tanto dava 100 franchi il chilo, e costa 9 euro, che è 20.000 lire al chilo, è un'esagerazione. Adesso è più facile mangiare una bistecca che un panino con una mortadella che costa di più, ma pensa che è un po' Mirella qui in mezzo, che sa molto bene come funzionano le robe. E insomma, quando facevo il futorione, passava la roba, no?
Senti, ieri, che dico come che pensavano, ieri eravamo a una signora, qui per una settimana non veniva più a fare la spesa, mi spiego, e i supermercati sto guardando, con i regali e roba, e la gente non va più a comprarla, e dunque per la mia un paradosso, una cretinata, ma invece sì. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, devo andare anche la pubblicità, ma voglio un commento del direttore Antonini. Prego direttore. Beh, guardi, questa telefonata del telespettatore ha ragione, però va sottolineato il fatto che fatto 100 il valore del prezzo finale agli agricoltori va al 13%, dal 10 al 13%, e questo è il punto. Allora, come detto, dobbiamo cercare di valorizzare il lavoro che viene fatto agli agricoltori, perché guardate, gli agricoltori, oltre a produrre il prodotto, sono anche manutentori del territorio, del paesaggio, svolgono un'attività, una funzione importantissima per quanto riguarda il paesaggio e per quanto riguarda il territorio in generale. L'abbiamo visto ultimamente anche per quanto riguarda le alluvioni che succedono e quant'altro, quando si dice che c'è povertà, soprattutto ecologica nelle montagne ed altro, perché non c'è più la manutenzione del territorio. Beh, è proprio questo, nel momento in cui ci sono gli agricoltori c'è la manutenzione. Allora, vedete, per far sì che gli agricoltori non cessino la loro attività, non solo della produzione, ma anche della manutenzione del territorio, dobbiamo dare redditività agli agricoltori, perché altrimenti il rischio è che noi impoveriamo non solo il nostro Made in Italy, che oggi con il nuovo ministero sicuramente c'è un balzo in avanti su questa valorizzazione, ma soprattutto anche la parte relativa al territorio e all'ambiente in cui gli agricoltori sono i veri fautori. Antonio da Padova, da Venezia passiamo a Padova, vai Antonio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. E buongiorno anche agli ospiti. Io sono molto critico e posso dire, più il tempo passa e più l'Italia mi fa ancora più schifo. Perché dico questo? Quando andavo a scuola dicevano che l'Italia è il paese, il giardino d'Europa. Adesso è diventato il cemento d'Europa. Io nella mia zona, ogni 2 anni, fanno un supermercato e, dico la verità, fanno morire i centri storici li fanno morire. In degrado, io guardo in giro anche per Piove di Sacco, è un degrado. Però attorno ci sono tutti questi bei centri commerciali, perché la gente bisogna che d'inverno ci sia il caldo e d'estate ci sia il fresco, che bello. L'ignoranza della gente che quando apre un supermercato subito ci vanno dentro, ma siamo talmente ignoranti, stupidi anche, perché non è mica bello che quando vai a fare la spesa vai a fare sotto la neve, quando che nevica, che piove. No, tu entri in questi centri commerciali e dico la verità, a me mi fanno anche schifo, ma fanno schifo veramente. Sono lucciole per allodole, perché tu vai dentro, ti compri di tutte le cazzate più grandi di sto mondo, perché tu quando vai a fare la spesa non compri il puro necessario. Tu compri tutta cianfrusata, poi vieni a casa, scartocci tutto e ti butti tutta la pattumiera. Ma l'ignoranza della gente, degli italiani che sono stupidi perché siamo stupidi siamo, Dio Carlo, perché sembra quasi di essere nei regali, cioè ti regalano la roba, ti regalano, e poi ce ne accorgiamo che c'è questo inquinamento. E addirittura su Rai 3 mi hanno detto che praticamente per salvare il pianeta bisogna che noi spegniamo sai quando tu hai il televisore che c'è la lampadina che è in stand-by, che quello che inquina, come che è quello che inquina? Tu mi costruisci centinaia di migliaia di centri commerciali e poi mi attacchi a me che ho il televisore con la lampadina accesa che è in stand-by e che io devo fare in modo che devo spegnere che è quella che consuma. Ma vi rendete conto dell'assurdità di questo paese stupido? Ma come si fa ad essere così ignoranti, capire che... Ma io andavo a fare la spesa sotto la neve, adesso, ma vi rendete conto che questa qua è l'Italia? Ma io non lo so, guarda, mi viene da ridere quando sento programmi per l'ambiente che devi usare meno la macchina. Usare meno la macchina, Dio santo. Ma stai scherzando? Ma
in Slovenia il 60% del territorio è ricoperto da foreste. In Italia il 60% è ricoperto da cemento. E con questo chiudo e dico ancora una volta, più il tempo passa e più l'Italia mi fa schifo. Ma abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio. Antonio, sentiamo la risposta del sindaco della Pietra, se no non riesco e dopo devo andare anche alla pubblicità. Sindaco. No, io non è che abbia molto da dire. Il discorso della lampadina, sì, dello stand-by è piuttosto eloquente. Allora, servirebbe che le regole fossero regole e venissero rispettate. Guardate, io adesso parlo da sindaco e un po' da tecnico, no? Il famoso consumo di suolo, del quale sentiamo parlare molto spesso, no? È comunque regolato da leggi sia regionali che statali. Mi spiego. Il discorso supermercati, esempio lampante, il supermercato non rientra nel consumo di suolo che la regione dà come limite ai comuni per le nuove edificazioni. Cosa significa? Significa che tramite il SUAP, che è un istituto nel quale che riguarda praticamente le attività produttive, si può eludere quella che è la legge regionale del consumo di suolo e quindi il supermercato non fa consumo di suolo, le strade non fanno consumo di suolo. Ora, io parlo di Spresiano perché è il territorio chiaramente che conosco meglio. Noi nel 2018 abbiamo ceduto, noi e anche Povegliano, circa 18 ettari di territorio per consumo di suolo, quando io da qui al 2050, anzi dal 2020 al 2050, per la Regione Veneto dovrei dare circa 100.000 metri quadrati, per cui 10 ettari di fatto di territorio. In un anno quasi 20. Perché? Perché è arrivata un'infrastruttura sul territorio, che è Pedemontana Veneta, che non sto criticando assolutamente, ma è arrivata, e quello non fa consumo di suolo. Però effettivamente se uno deve fare una casa o deve fare un'opera, solo di invarianza idraulica, quindi solo del fatto che c'è un terreno che non è più permeabile ma diventa impermeabile perché c'è una strada sopra, magari deve farli i conti. Per cui anche sul consumo di suolo servirebbe una posizione univoca, no? E non a seconda di come lo vedi. Consumo di suolo è consumo di suolo, che sia con una strada, che sia con un supermercato, che sia con una casa. Oggi non è così e noi con i piani urbanistici non è che possiamo fare tanto, perché possiamo limitare, possiamo dire bene sul nostro monte di metri quadri, possiamo magari incentivare la riqualificazione dell'esistente piuttosto che il nuovo, ma se poi dopo arriva uno che tramite SUAP ti fa una roba da 10.000 metri quadrati, quando io ne posso dare come comune circa 3.000 all'anno, giusto per fare una media. Sindaco, ma oltre a questo aggiungiamo la monocultura? Allora, qui abbiamo il prosecco, in Emilia Romagna abbiamo visto cosa è successo. Allora io vorrei che intervenisse anche il dottor Antonini per capire veramente cosa sta succedendo, perché noi veramente siamo con le spalle al muro, ci hanno tolto la preferenza, non possiamo neanche più votare. Se non andiamo a votare ci criticano, se andiamo a votare votiamo a livello, parlo nazionale che è là che conta, stanno 6 bottoni secondo me, e anche regionale, tanto è tutto bloccato. E anche l'Europa. Ecco, e anche l'Europa. Noi siamo con le spalle al muro perché la speculazione non si tocca, l'edilizia guardiamo come presa, la sanità come presa, la scuola come presa, ma direttore veramente lei è anche bravo a cercare di salvare quelle veramente gente onesta che lavora, perché qua in Italia noi paghiamo chi non lavora e quelli che lavorano non li paghiamo, questa è la verità, e gli agricoltori in primis. Prego direttore. Grazie Mirella. No, ma ritornando al ragionamento del sindaco che trova ovviamente, condivido il suo ragionamento e la sua preoccupazione. Noi siamo la seconda regione, dopo forse la Lombardia, che consuma più suolo a livello nazionale. E abbiamo anche una legge, lo ha ben detto il sindaco, abbiamo anche una legge regionale che determina il consumo del suolo. E quindi ecco, il suolo è un altro elemento importantissimo
per l'agricoltura ma anche per il territorio complessivamente, e quindi dobbiamo tutelarlo. E quindi ha ragione il sindaco nel momento in cui dice dobbiamo trovare una norma nazionale che ci permetta di valorizzare il suolo e che ci permetta di non depauperare il suolo come lo stiamo facendo oggi, perché abbiamo visto la scorsa settimana anche l'indagine che ha fatto il Sole 24 Ore sul consumo del suolo. Anche nel 2022 noi come Veneto abbiamo contribuito in maniera importante a consumare ancora suolo. E nel momento in cui si consuma suolo, è stato ben detto anche da te Mirella, che noi sicuramente da una parte, voglio dire, non abbiamo più terreno per la produzione del primario, ma dall'altra parte non riusciamo nemmeno a essere corretti nella nostra attività di quello che è diciamo, il territorio complessivamente, e quindi poi c'è il problema delle frane, c'è il problema dell'acqua, c'è il problema dell'inondazione e quant'altro, e quindi tutto quanto questo provoca questo, e quindi io penso che noi dovremmo avere una norma che comunque che va a tutelarci questo, e soprattutto all'interno di tutto questo chiaramente l'elemento centrale sono proprio gli agricoltori, che gli agricoltori, continuo a dirlo, sono le sentinelle del territorio, e quelli che ci permettono da una parte la produzione ma dall'altra parte anche della valorizzazione del nostro territorio, del nostro bellissimo paesaggio del Veneto. Vede direttore, qual è la mia preoccupazione? Poi andiamo in pubblicità, ma glielo devo dire, che hanno azzerato gli artigiani, azzerati completamente, non ci sono più artigiani, poveretti. Hanno azzerato i piccoli industriali, non ce la fanno per vari motivi, perché non sono stati supportati da quelle associazioni che avrebbero dovuto supportarli, perché da soli non si va da nessuna parte. Noi siamo gran lavoratori, ma poi finiamo là. Lei capisce che se noi perdiamo anche l'agricoltura, che è un bene primario, che è quella che veramente quel nostro paese dovrebbe vivere, ma tra inquinamento, tra di tutto e di più che hanno permesso di fare questo, Marghera ne è una dimostrazione, ma non solo Marghera, Trissino, abbiamo ancora l'aria che non è in sicurezza, nessuno vuole analizzare i prodotti agricoli che mangiamo, non sappiamo neanche da dove vengono, guai quando le mamme, se ho avuto ospiti, i medici per l'ambiente, direttore, che hanno chiesto 160.000 euro per fare il test ai ragazzi ventenni perché stanno crescendo quei genitali che non crescono. Chiedono qui in trasmissione da Mirella 160.000 euro per fare il test, una vergogna italiana. Qua lo dico anche al sindaco della Pietra, che si faccia promotore col suo partito, perché sentire i medici dell'ambiente che chiedono 160.000 euro, e poi ho sentito di una cena fatta da persone molto note che una sera hanno raccolto 350.000 euro, non si sa per chi, per cosa e dove andranno. Io sono, come dice Antonio, siamo veramente umiliati, siamo avviliti, le persone che telefonano, gli anziani, sentire queste cose è veramente vergognoso. Lo dico di fronte a voi, lo dico tutte le mattine, i medici per l'ambiente preoccupatissimi per la nostra salute, e parlo in generale, che devono ancora trovare 160.000 euro per fare il test ai ragazzi ventenni. Ma ci rendiamo conto? Pubblicità. Allora, dottor Antonini, come commentiamo? Continuiamo a parlare di agricoltura perché è un tema veramente che ci appassiona, perché la mangiamo tutti i giorni, questa verdura, questa frutta. Ecco, cosa ci dice? Possiamo star tranquilli? Le cose miglioreranno? No, Remo, miglioreremo, siamo da parte. No, miglioreranno? Beh, guardi, speriamo che migliorino. Abbiamo messo alcuni elementi di criticità oggi che abbiamo nel nostro settore. Chiaramente, ritornando anche al ragionamento che lei faceva prima sull'agricoltura del Veneto, si è trasformata negli ultimi 20 anni. Si sono passati da 90.000 aziende a 70.000 aziende, che tra l'altro sono aziende importanti nel territorio, e quindi le aziende sempre più piccole si sono cercate di aggregare queste aziende, e abbiamo aziende che oggi fanno un'imprenditoria molto importante e che svolgono un ruolo importantissimo. Oggi il fatturato complessivo per quanto riguarda il settore primario si attesta intorno ai 6 miliardi di euro, e quindi abbiamo
abbiamo produzioni importanti e anche agricoltura importante del Veneto, che la piazza tra le prime regioni d'Italia, con tra l'altro un numeroso importante anche di prodotti tipici, DOP, IGP e DOC, che determina anche la qualità dei prodotti che noi utilizziamo. Ecco, quello che noi dobbiamo sempre più dire, e lei lo fa benissimo nella sua trasmissione e noi lo dovremo sempre di più valorizzare, che i prodotti dei nostri agricoltori, soprattutto i nostri agricoltori veneti, per la salubrità dei nostri prodotti. Io ricordo sempre che per quanto riguarda le aziende zootecniche noi abbiamo circa una ventina di controlli sanitari all'anno per le nostre produzioni, e quindi la valorizzazione di questi prodotti penso che sia un elemento importante, e la valorizzazione non può non passare per la redditività e quindi dal reddito alle nostre aziende, migliorando il reddito dei nostri agricoltori. Allora lei correttamente ci chiede: ma come facciamo per dar più possibilità ai nostri agricoltori di percepire un reddito migliore? Questo è un grosso lavoro che la politica deve fare, ma soprattutto è un lavoro che dobbiamo cercare di mettere tutti insieme e cercare di fare quelle filiere che partono dalla produzione e vanno ai consumatori, cercando di aggregare le filiere, accorciare le filiere e valorizzare le filiere agricole. Penso che questo sia un altro aspetto importantissimo che la politica oggi ci fornisce, e quindi noi dobbiamo valorizzare questo. Poi su tutto quanto questo molto spesso il Veneto, ma anche soprattutto anche l'Italia, deve fare i conti con la comunità europea, perché tra l'altro il mondo agricolo, la politica agricola viene determinata dall'Europa, e quindi ecco, su quello dobbiamo fare molta squadra per valorizzare anche in quel caso i nostri prodotti, come abbiamo fatto ultimamente col Prosecco, ma come lo faremo anche per la valorizzazione dei nostri prodotti a livello europeo, che molto spesso non ci vengono riconosciuti. Allora, dopo Venezia e Padova è arrivato Rovigo con Vladimiro. Ciao Rovigo. Ciao Treviso, ciao Mirella. Ciao Vladimiro. Volevo fare una domanda al sindaco di Spresiano lì in studio. È su due paradossi, no? Cioè che per me due paradossi. Uno è, come dire, una mezza battuta, cioè il paradosso di un partito che si chiama Fratelli d'Italia e lei ti guarda una sorella. Uno può dire, sì, è vero che se ti guardi come chi sei certi fratelli, fortuna che sei sorella, è una battuta. Dopo, il secondo, all'inizio della trasmissione aveva detto giustamente il sindaco, no, che la soluzione in Italia è che assieme a stipendi bassi, vedete che le persone devono pagarsi il servizio pubblico. Se che fosse una realtà nella quale a stipendi bassi fosse accompagnata da un servizio pubblico gratuito o quasi, si potrebbe anche stare bene o quasi. E la mia prima domanda da fare: considerare che il servizio pubblico è pagato dallo Stato, con le tasse, no? Cioè il servizio pubblico le prestazioni e il personale, il materiale che dà. Com'è possibile, diminuendo le tasse, che aumenti e migliori il servizio pubblico? Cioè, questo a me è un paradosso che non riesco a capire, cioè, se uno può spiegare in maniera più chiara, perché uno può dire: è vero, se tu ti tagli le tasse a una persona, questo può avere dei soldi in più da spendere per avere i servizi. E già qua è vero che le persone che non pagano tasse, per cui non cambia nulla. Ma è anche vero però che se lo Stato incassa meno soldi delle tasse e darà meno servizi, allora qual è il discorso? Il punto di domanda, cioè che la persona che paga meno tasse ha più soldi da pagare il servizio, perché però viene erogato al privato in concessione dallo Stato. Cioè, come dire, l'impressione è che con un discorso del genere vada a finire che lo Stato si restringe sempre di più come fornitura del servizio pubblico e che si affida sempre di più a una concessione al privato, in modo tale che lo Stato ha meno spese da sostenere in personale e materiale. Però ecco, mi qua faccio una domanda, e forse questo qua è il terzo paradosso, quello più importante. Attenzione che qua in Italia la situazione sociale comincia a essere sempre di più, come dire, difficile e bollente, e il mio messaggio ho paura che proprio sul discorso del servizio pubblico che viene sempre meno e che viene sempre di più i privati, ma possa, tra virgolette, esplodere la società. E sarebbe veramente un paradosso che un governo del centro-destra che ha almeno due partiti che autenticamente, a loro dire, popolari,
Seria un paradosso arrivare a una soddisfazione popolare proprio rispetto alla mancanza eventuale dei servizi pubblici erogati. Cioè, so se volevo dire, ma se ne può dare una risposta. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te. Allora io direi veramente di capire cosa sta succedendo. Andiamo a vedere, visto che si parla tanto di fratelli, parliamo di donne, visto che parla di sorelle, donne in agricoltura. Andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo. La mia è stata proprio un'avventura, proprio un'avventura, in quanto io stavo finendo gli studi in giurisprudenza e mio nonno è mancato e che aveva un'azienda agricola. E quindi, un modo o nell'altro, ho deciso di rivoluzionare la mia vita. Michela Brogliato, 42 anni, da quando ne aveva 26 guida l'azienda agricola che era del nonno. Una decisione di cui, ci racconta, non si è mai pentita, nonostante da piccola sognasse un futuro completamente diverso. Da quando ho 4-5 anni ho sempre detto che facevo l'avvocato e invece le vie del Signore sono infinite. Però la passione comunque è aumentata sempre mano a mano. Michela ha rivoluzionato l'azienda votandola al biologico, creando un agriturismo con vendita diretta, perché spiega una peculiarità delle donne in agricoltura è quella di aver diversificato le loro imprese, ritagliandosi uno spazio rilevante in un settore fino a pochi anni fa prevalentemente maschile. Agrituristiche, gli agrinidi, le fattorie didattiche è nata proprio grazie alla nostra diversità, perché secondo me la multifunzionalità è donna, no? In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale di quelle iscritte nei registri delle 7 camere di commercio provinciali. Negli ultimi anni però ne sono scomparse circa 300, il 2% del totale. Un segnale positivo arriva dalle aziende agricole femminili gestite da under 40, aumentate dell'1,2%, ma resta ancora molto lavoro da fare per aiutare le imprenditrici. Siamo anche dimenticate, no? Anche nei fondi per l'imprenditoria femminile tante volte si dimenticano delle donne in agricoltura, cosa che è inammissibile. Per quelle poi che come Michela sono mamme servono politiche che consentano loro di conciliare famiglia e lavoro. Abbiamo davvero necessità di un sistema politico che si adegua alle nostre problematiche, perché la conciliazione donna-lavoro è importantissima. Allora, Sindaco, vedevo che sorrideva delle parole di questa donna giovane, visto che i giovani non hanno voglia anche di cambiare lavoro. Non è vero, non stavo sorridendo delle parole che anzi condivido in toto e faccio i complimenti a questa giovane imprenditrice, ma no, sorridevo quando ho detto che la multifunzionalità è donna, cioè mi sentivo frustrato da questa, ma perché è evidente che la donna sia multitasking e l'uomo sia binario, no? Quindi... triste e solitario. È riconosciuto, no, cioè noi ragioniamo 1-0, 1-0, la donna invece ha margini molto più ampi. No, perdonatemi, 2 considerazioni su quanto detto da Vladimiro prima, che mi faceva una domanda, non vorrei mai eludere la domanda di Vladimiro. Discorso sorella, beh, lì anche a livello etimologico, quando vedi una donna e un uomo legati, figli di stessi genitori, non dici sono 2 sorelle, ma dici sono 2 fratelli, quindi ci sta benissimo una sorella e che sorella al comando. In ordine invece al discorso che faceva lui dice, beh sì, ma se i servizi vengono dati con le tasse e noi diminuiamo le tasse, è ovvio che diminuiscano i servizi. Non è detto, perché comunque bisognerebbe prima razionalizzare quella che è una spesa ormai storica italiana che prevede anche dei miliardi, non vorrei dire buttati al cesso, ma lo dico, tanto posso dirlo, vero Mirella? Quindi bisognerebbe anche vedere dove ci sono gli sprechi, cercare di ottimizzare le risorse. Io sono convinto che si potrebbero trovare dei margini. È chiaro che poi dopo andrebbe anche regolamentato il tutto con una gestione magari anche delle privatizzazioni di quelli che sono i servizi pubblici, che ormai a oggi non so cosa sia rimasto di l'aria. Forse c'è rimasta non privatizzata, ma vediamo. Oltretutto è anche inquinata. Appunto, era proprio quello che stavo dicendo. Quindi non è, per cui ecco, io sono convinto che però è un discorso che non è nel corto-medio termine. Perché? Perché veniamo da un retaggio di decine di anni che vede l'Italia fare così, cioè basti vedere il nostro debito pubblico, insomma, è in continuo aumento nonostante si cerchi sempre di trovare, no, la maniera per attutire questa perdita. Per cui
occorre fare un discorso e dire bene, da qua a 50 anni, perché è brutto anche, arriveremo a questo. Difficile farlo, poi dopo attenzione, è un circolo virtuoso che deve crearsi, perché chiaramente anche tutto quello che è primario, secondario e terziario deve adeguarsi a un cambiamento normativo per arrivare al risultato. Mi scusi Sindaco, siamo in una fase delicatissima per l'Emilia Romagna. Come mai non si vota questo commissario? Cioè abbiamo la necessità, parliamo in generale naturalmente, eppure la politica, nonostante la gravità, abbiamo sentito le interviste di queste persone che hanno perso tutto e non riusciranno a riprendere perché veramente hanno perso macchinari, hanno perso tutto, non si può più seminare, chissà. Eppure si continua a tergiversare, no, perché il commissario lo aspetto io, aspetta me, no, aspetta a me il commissario, no, lui è di sinistra, no, va no, alla destra, ma vuoi metterlo di sinistra perché capite che la gente a casa fa fatica a capire vedendo queste creature che sono nella disperazione totale, hanno perso casa, lavoro, hanno perso tutto e qua si discute sulla poltrona. A chi deve andare questa poltrona importante? Direttore, cosa dice? Prego. Dico che lei ha perfettamente ragione, cioè, il commissario deve essere una figura di garanzia e quindi chiaramente il governo che ha l'obbligo di nominarlo lo deve nominare. È una figura di garanzia a livello nazionale, è una figura di garanzia a livello regionale. Generalmente l'abbiamo visto con Vaia, ma abbiamo visto in molte altre situazioni del Veneto, quando si è nominato il commissario generalmente è il presidente di quella regione perché è il presidente del territorio, dei sindaci ed altro. Poi se ci sono discussioni diverse lo si devono fare, ma si deve arrivare a una decisione immediata. Oggi le nostre aziende dell'Emilia Romagna hanno grossissime difficoltà e quindi su questo il commissario deve intervenire. Quindi come ha detto lei e come è già stato detto deve essere nominato e deve essere nominato in maniera molto veloce perché la situazione è di una gravità enorme. Allora, grazie al direttore Maurizio Antonini, direttore CIA di Padova, Agricoltori Italiani Veneto. Lei, sindaco, è veramente un politico, ecco, rappresenta anche Fratelli d'Italia, ma io le vorrei chiedere come sindaco. Quando bussano alla porta del sindaco, sono persone che hanno bisogno di una risposta concreta, se si può. Hanno bisogno in quel momento di capire se c'è la possibilità di aiutarli. E generalmente, devo dire la verità, i sindaci sono in prima linea su questo e se possono lo fanno, perché va detto non tutti, ma una buona parte. Il problema qui è lo stesso. L'agricoltore, il piccolo artigiano, il commerciante sono stati azzerati. Non riescono più, non ci sono più. Perciò gli artigiani, tutti assieme a queste persone, erano quelli che facevano girare l'economia, perché non è la multinazionale che fa girare l'economia. Attenzione, perché se l'artigiano lavorava, dava i soldi a sua moglie che andasse a preparare, magari fare qualche bonifico, qualcosa in banca, e la signora spendeva nel negozio perché vedeva. Sparito tutto. I pensionati sono con 500-600 euro. L'operaio che è la spina dorsale, l'ultima ruota del carro, perché paghiamo il CEO, sì, ma se l'operaio non lavora è il super manager, ma stiamo scherzando, questo ciappa milioni e l'operaio 1500 euro se li prende, ma cosa ha voluto fargli a questo un operaio? Ma vi rendete conto cosa è successo in Italia? Cioè la colonna vertebrale, il cuore pulsante della nostra economia, dell'industria, è l'operaio ed è l'ultimo della classe. Ma vi rendete che strapaghiamo persone che delle volte sono dei falliti nel vero senso della parola e continuiamo a girarli? Ferrovie te che fa io, te metto sull'Alitalia. No, non te va sulla te trovo un altro. Cioè non ne possiamo più, abbiamo fiori di persone competenti che se ne vanno perché non hanno via d'uscita, anche se qualche politico ha detto ma non è mica vero che questi ragazzi vanno all'estero. Non mi risulta proprio, dopo che tutti dicono il contrario. Cioè, ma vi rendete conto? È da mettersi le mani nei capelli. Per cortesia, sindaco, abbiamo bisogno di persone competenti, compresi voi sindaci, perché i progetti non possono essere approvati perché non avete persone all'altezza di fare questo. Non ci sono. Prego, sindaco. È dura dopo questa tua
questa tua arringa, tra virgolette. No, sì, è proprio come dici tu, noi abbiamo difficoltà anche nel trovare le risorse. Qui a Treviso, e lo dico da presidente del centro studi amministrativi della Marca Trevisana, quindi i dati ce li ho sotto mano, siamo sottodimensionati anche a livello di personale. Abbiamo circa 3 dipendenti, 3,5 dipendenti a ogni 1000 abitanti quando dovremmo averne 6. Per cui capite che anche dare le risposte al cittadino con metà dei dipendenti non è proprio così semplice, anche perché in un comune difficilmente ci sono tutti nello stesso giorno, vuoi per ferie, vuoi per malattia, vuoi per permessi. Per cui ecco, anche questo è sicuramente un qualcosa che andrebbe regolato, noi lo stiamo chiedendo unitamente anche all'Associazione Comuni e speriamo di avere risposte concrete in tal senso. Il discorso che facevi tu è lapalissiano, è lampante ed è proprio quello che dicevo io prima, cioè se si riuscisse a trovare un'equità sociale, che attenzione non è parlare da uomo di sinistra, no, proprio di dire qua, no, è dire guardate negli anni passati c'era un limite, l'operaio prendeva 1, il grande manager poteva prendere al massimo 30 volte quello che prendeva un operaio. Adesso magari arriva a prendere 300, 500, 1000, 2000 volte quello che prende l'operaio ed è chiaro che si crea una differenziazione sociale assurda, perché dopo un certo punto uno dice vabbè, che nego tanti, ma cosa che ne fa tu dopo, no? Dopo scatta anche la cupidigia, scattano una serie di... Ma nel privato, sai, puoi dire, ma puoi dirlo fin là, anche se secondo me sarebbe etico che anche sul privato ci fosse una... Perché dopo ti dicono, beh, però se lui fa fare grandi guadagni, no, in percentuale. Nel pubblico invece sarebbe bene che sì, però alcune valutazioni... Sono di rami secchi e di parassiti anche nel pubblico, sì, sindaco, però... che dovremmo iniziare a tagliare sti rami, Io ho fatto delle battaglie per la competenza che insomma, tu magari ti ricordi anche, quindi assolutamente sono d'accordo. Ci vuole gente che sappia quello che fa, ma io sono anche uno di quei sindaci fautori del cursus honorum. Se uno deve andare in Parlamento sarebbe bene che avesse iniziato dal fare il sindaco, da fare l'amministratore del territorio e abbia fatto tutti i gradi. Perché? Perché quando vai lì devi sapere i problemi di cui parli. Non so che te possa andare là e dire... diglielo alle segreterie dei partiti. Ma no, ma guarda, io vedo, se devo essere onesto, guardate, io ho un esempio che non cito per piaggeria, ma che è il mio coordinatore regionale, il senatore De Carlo, che è sindaco di Calalzo ed è in Senato e tra l'altro, parlando di agricoltura, ha fatto negli ultimi mesi delle cose eccezionali per l'agricoltura. Lui ricordo che è anche presidente della Supercommissione Agricoltura, Turismo, Commercio e non mi ricordo, comunque della Supercommissione. E quindi, però lui sa sì, quali sono i problemi. Sì, ma scusa Sindaco, io ho avuto un ricercatore sui diritti internazionali, proprio un numero 1, sì, in Europa. E noi in Europa abbiamo i nostri rappresentanti. E lui candidamente davanti a telecamera ha detto, senta Mirella, ma si rende conto che io mi sono trovato a parlare magari di diritti internazionali con Iva Zanicchi? Cioè, con tutto rispetto, ha detto, per carità di Iva Zanicchi, ci mancherebbe, ma si rende conto con chi devo parlare di diritti? Questo per far capire le persone che noi portiamo in Europa, senza capire che poi, ma in Europa cosa... No, ma ci siamo anche noi là come o sbaglio? Guarda direttore cosa dice? È l'Europa che decide, cioè, è importante l'Europa. Ho capito, ma ci siamo anche noi, cioè se arrivasse qualcosa, i nostri parlamentari europei hanno detto no alla zucchina lunga così, non si sa cosa stiano facendo. Pagati, super pagati, ma l'Europa, no, e noi dove siamo? Non siamo in Europa forse? Il direttore cosa ci dice e come ci saluta? Guardi, sono d'accordissimo con lei, quando si parla di Europa noi siamo molto arrabbiati, per non dire altre parolacce, nel senso che l'Europa deve essere una nostra partner, invece molto spesso è in contrapposizione, soprattutto in contrapposizione con l'agricoltura italiana, che è un'agricoltura di qualità. L'Europa non ci fa questo, ma quando parliamo di Europa, come dice lei, abbiamo i nostri rappresentanti, quindi i nostri rappresentanti devono essere molto più consapevoli del fatto
che noi abbiamo necessità che le politiche agricole vanno nella direzione della tutela dell'agricoltura italiana. Molto spesso questo non succede e va alla tutela di altre agricolture che non è quella mediterranea, non è quella della dieta mediterranea, non è quella dei nostri prodotti mediterranei, ma va nella tutela di altre agricolture magari del nord Europa. E quindi su questo però dobbiamo valorizzare e dobbiamo pensare che i nostri parlamentari europei siano consapevoli di questo e ci diano e devono far squadra, perché poi là quando si parla di Europa destra e sinistra insomma devono capire che portare a casa un risultato per l'Italia, e quindi la destra e sinistra in quei casi non funziona. Quindi ecco, questo è l'aspetto importante, ma soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, perché la PAC, che è la politica agricola comune, viene decisa e viene discussa in Europa, e quindi da là si deve partire. Grazie al direttore Maurizio Antonini, grazie direttore, buon lavoro. Sindaco, come ci saluta? Squadre competenti anche in Europa? Assolutamente sì, squadra competente a tutti i livelli e soprattutto gente che si sappia di quello. Perché a volte non è solo lo studio che fa la competenza, no? Perché dopo c'è da dire che questo dopo non pensiate che dico che debbano essere... continuare a mandare i trombai in Europa, no? E dopo dire ma l'Europa, cioè continuare a mandare i trombai in Europa, perché quando trova più posto capite bene che saremo anche stupidi, visto chi va a casa con una cifra che veramente l'operaio si assogna neanche se lavora 6 anni. Ma non solo in Europa, anche nelle partecipate, anche nei consorzi, anche... Sta dicendo lui. Ma io non mica... Guardate, credetevi, assolutamente sì, ed è una revisione che noi stiamo iniziando a fare per quello che possiamo. Non mi ricordo se l'ha dato però a Gianfranco Valeri. Gianfranco? Osti. È caduto il mio Gianfranco, poveretto, nelle euforie ci siamo dimenticati di Gianfranco. Gianfranco, prova a richiamare, dai. Comunque io... Anzi, richiamiamo noi per cortesia. Stempererei un attimo, no, perché oggi abbiamo parlato di bisogna partire robe serie qua. Siccome sei partita con un sorriso... No, sei partita con il sorriso. Per forza, perché dopo arrivava a Matteada. Finiamo anche col sorriso e si parlavano di... Io stamattina mi dice, vieni con il sorriso, la prima cosa che mi ha detto è teatro ingrassa sindaco. Quindi... capite che oggi, ecco, la mia... perché aveva maglietta che tirava dappertutto. Allora la mia espressione... Guardate, ho ragione, guardate. La mia espressione tipica, scusate, cupa di oggi, e non è la mia tipica espressione, è perché appena sono entrato mi ha dato del cicciò. Ecco, giusto perché lo sappiate. Pensavo che avesse sbagliato maglietta se avesse messo quella del soffiole, ora avevo saputo sindaco. Come ci saluta, sindaco? Niente, io davvero mi auguro che ci sia una sferzata, perché che se ne dica, la situazione, soprattutto a livello comunale, è sempre più grave, sempre più dura, e vorrei anche però, e non è una captatio benevolenze e neanche una giustificazione, vorrei anche che i cittadini capissero quello che siamo chiamati a fare noi sindaci. Con coperta sempre corta. Ma al di là della coperta sempre corta, anche con centinaia e centinaia, migliaia di casi, gente che comunque ti contatta sempre, perché noi siamo facili da contattare, soprattutto i sindaci dei comuni medio piccoli, come può essere Spresiano. Cioè io fuori dalla porta dell'ufficio spesso trovo la gente che mi chiede le cose, e chiaramente non è che te dici no, totte l'appuntamento, insomma no, ma ecco, vorrei che capiste che è una situazione complicata anche per noi, e che quando magari ci sono dei momenti più duri, ecco, a volte la risposta non la si dà col sorriso, non perché non si voglia sorridere, ma perché sono momenti duri. Allora io chiederei di chiamare il nostro Valeri, perché so che doveva fare una domanda al sindaco, perciò lo chiamiamo noi, perché il sindaco rimane qua ancora 5 minuti, perché dobbiamo, adesso risponderà. Andiamo in pubblicità? Dai, parla qualcosa, sto scherzando intanto. Vi diciamo subito che questo sarà un bel viaggio. Un viaggio fatto di salite, discese, curve improvvise e brusche frenate. Di intoppi inaspettati e paesaggi meravigliosi di una strada che non ha fine, ma solo piccole fermate. Una strada che abbiamo deciso di intraprendere esattamente 40 anni fa e che oggi guardiamo indietro con ancora più forza, pronti a scoprire cosa ci aspetta domani. Capitolo 1. Il viaggio comincia.
La strada era stata decisa e anche il gruppo. Correva l'anno 1983. Il giorno lo ricordiamo bene. Era mercoledì 8 giugno, cielo terso e l'aria calda dell'estate che avanza. Eravamo in pochi ma con tanto coraggio ed entusiasmo. Quando si parte la prima cosa a cui pensare è la valigia, perché se dobbiamo stare via tanto, tantissimo, allora è importante non tralasciare nulla. Per questo, nel nostro bagaglio, avevamo deciso di mettere l'insieme di talenti, esperienze e relazioni che hanno dato il primo vestito al nostro gruppo, ma con 2 abiti nuovi ed importanti, i valori della mutualità e della solidarietà. Volevamo viaggiare leggeri per essere disponibili ai cambiamenti di direzione e disponibili a far salire durante il tragitto le donne e gli uomini pronti a condividere la nostra meta e a credere nel percorso che avevamo deciso di intraprendere. Capitolo 2. I semi sono destinati a crescere. Quando siamo partiti, l'idea era chiara. Volevamo far crescere idee, creare opportunità di lavoro con attenzione speciale al mondo femminile, accettando la sfida di coniugare solidarietà e leggi di mercato, dimensione etica e sostenibilità, convinti che l'investimento in cultura potesse fare la differenza, riuscire a creare ad ogni tappa del nostro percorso qualcosa di significativo per la comunità, soprattutto a vantaggio delle persone in situazione di fragilità. Oggi le nostre socie ed i nostri soci sono impegnati in 85 strutture che operano in diverse aree: infanzia, giovani, salute mentale, assistenza agli anziani e persone con disagio, ricettività turistica, disabili, pulizie, educazione, supporto alla famiglia e formazione. Parliamo di un vero e proprio tesoro di esperienza e intelligenza collettiva, con oltre 1.300 persone, in prevalenza donne, che portano con sé le loro competenze e la loro dedizione. Un cuore unico che batte per dare forza e moto al nostro viaggio in un panorama grande come la nostra regione e come le sfide che investono i servizi sociali e sanitari del nostro paese. Sul nostro percorso incontriamo compagni di strada che abbiamo imparato ad accompagnare. Regione e ULSS per i servizi rivolti alle persone fragili, per le politiche per il lavoro, per l'alta formazione e la formazione professionale. I comuni che stiamo affiancando per la costituzione degli ambiti e la gestione di servizi rivolti al territorio. Le scuole per gli interventi complementari all'insegnamento. Con tutti loro condividiamo la responsabilità per il nostro territorio, generando un valore economico che supera i 35 milioni di euro ed un valore sociale che cerchiamo di misurare sempre con la soddisfazione dei nostri committenti. Capitolo 3. La strada che prosegue. I viaggi, soprattutto quelli belli, vorremmo non finissero mai. Il nostro è solo all'inizio perché davanti abbiamo ancora tantissime tappe da raggiungere. Qualche esempio? 5 strutture residenziali per la salute mentale da attivare entro il 2024. Un nuovo settore di intervento finalizzato all'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. Diventiamo cooperativa multipla, A e B. Un servizio innovativo rivolto ad adolescenti con disturbi del comportamento alimentare. La sperimentazione della telemedicina, la realizzazione di 2 comunità energetiche, nuovi progetti dal Fondo Sociale Europeo, nuove iniziative culturali. Qui c'è posto. Il paesaggio è sempre meraviglioso e anche se ogni tanto c'è qualche piccolo rallentamento o qualche acquazzone improvviso, siamo forti, anzi fortissimi, di una convinzione che non ci lascerà mai, visto tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora. Possiamo guardare avanti, con fiducia. In questo tempo così faticoso e così straordinariamente ricco di prospettive, siamo pronti a metterci a fianco delle nostre comunità, con l'impegno e la professionalità di sempre. Con l'idea che l'investimento più importante per chi opera nel campo della solidarietà è quello della cultura e la certezza che lo strumento più efficace è quello della coesione del gruppo. Infine, siamo convinti che non è più tempo per viaggiare da soli. Siamo pronti a fare la strada insieme alle tante belle realtà del nostro territorio che vogliono condividere con noi percorso e valori per innovare la solidarietà, coltivare i legami, costruire il cambiamento.
Non si può più viaggiare da soli, abbiamo in presenza Raffaella Daros, presidente cooperativa Insieme si può, una numero uno che voi non potete immaginare, certo che se non ve lo faccio vedere io magari non la conoscete neanche, perché si vedono poco, speriamo che questi progetti vengano visti di più, però devo dare assolutamente la parola, mi scusi presidente Daros, al nostro Gianfranco Valeri che deve parlare col sindaco. Scusami Gianfranco, vai che poi il sindaco ci lascia. Sì. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. Tenevo tanto signor Sindaco a parlare con lei perché vedo che praticamente parla proprio col cuore, lo vedo un politico emergente e parla col cuore, perché praticamente quando anche quel signore di Rovigo ha telefonato, ha detto i servizi, lei gli ha dato la risposta esatta, bisogna intervenire sui sprechi. E se noi, signor Sindaco, iniziamo a fare la riforma degli enti locali, perché guarda, poi lei ha citato un'altra cosa, che è un comune medio piccolo, i comuni medio piccoli, anche questa storia del PNRR, non prenderanno poco il netto rispetto ai comuni grossi, i grossi, perché non hanno le strutture, non hanno le competenze, non hanno i tecnici, e lì è un'altra armata. E poi, giustamente, guardi, parla col cuore, perché guardi, l'ultima legge che hanno fatto, specialmente signor Sindaco, sul 110 chi la pagherà? Le dico una piccola cosa, signor Sindaco. Io ho un amico che il figlio ha fatto il mutuo 30 anni per prendersi una casa e il padre ha restaurato la villa gratis. Quel figlio dovrà pagare sia il mutuo suo sia quello del padre. Lei parla veramente, signor Sindaco, avanti così. E poi un'altra cosa ricordatissima, l'ABC della politica. Uno, signor Sindaco, deve, anche quando fa il consiglio regionale, prima dovrebbe partecipare ai consigli comunali, dovrebbe alla vita politica, no così, se no comandano i funzionari e se lei fa l'onorevole, il consigliere provinciale, comandano i funzionari se non sa la BC della politica. Volevo il suo parere, buongiorno e grazie per il lavoro. Grazie Gianfranco, però io vorrei evidenziare, lo dico anche alla presidente Raffaella Daros, il rispetto dei veneti per le persone che coprono un certo... Allora, continuamente, signor Sindaco, scusa, prego, te ho disturbato. Cioè, questi siamo noi, questi siamo, questo è il popolo veneto. Scusa, signor Sindaco, mi scusi, ma scusi che cosa? Prego, Sindaco. No, io, guardate, una telefonata del genere ti ripaga, ma sono quasi commosso, di tutti i sacrifici che uno fa, perché poi sembra che fare il sindaco sia, no, oddio, è un privilegio assolutamente, però ci sono dei momenti piuttosto duri, specie in questi periodi, e davvero una telefonata del genere ti fa stare in pace con te stesso, perché è importante che passi che non è un copione quello che uno dice, ma è davvero, si parla col cuore, davvero mi ha fatto un regalo. Detto ciò, sì, è esatto come dice lui, serve una riforma. È dura fare le riforme, è dura anche cacciare qualcuno dal pubblico. Qui credo che no, di non poter essere smentito. Perché? Perché ci sono dei compartimenti stagni che vanno avanti così e si rischia che il funzionario sia più importante del sindaco. Invece bisogna capire che se il funzionario vuole fare il sindaco deve prendere i voti e deve farsi eleggere. Cosa che io personalmente ho fatto, ho preso delle decisioni dure anche per modificare l'assetto del comune, e oggi devo dire che vabbè, le piccole cose da sistemare ci sono ancora a livello di dipendenti, però mi sono creato una squadra attorno della quale ho piena fiducia ed è stata completamente rinnovata. Quindi ha ragione, bisogna cambiare quello che è l'assetto degli enti locali, ma non solo per la figura politica e amministrativa, ma soprattutto per la figura tecnica, che molto spesso fa il sindaco al posto del sindaco. Grazie anche al sindaco Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Sapevo che avrebbe fatto piacere, perché io conosco i miei opinionisti, perché io li chiamo così, perché ho il massimo rispetto per queste persone che chiamano, sempre con domande intelligenti, con riflessioni anche costruttive, e perciò veramente grazie, veramente, perché senza di voi questa trasmissione non sarebbe quella che è. Perciò grazie. E allora adesso passiamo subito alla nostra ospite, alla presidente della cooperativa
Insieme si può, Raffaella Daros, che ci spiegherà, avete visto questo servizio meraviglioso che fa capire l'impegno, ma l'obiettivo, centrare l'obiettivo che sono le fragilità. Prego Presidente. Io la ringrazio per i complimenti, devo dire che ne vado orgogliosa di Insieme si può, ma il mio orgoglio è a favore di tutti i soci della cooperativa che in 40 anni hanno veramente lavorato con passione, con professionalità, con competenza, accogliendo le persone appunto con fragilità. Il nostro servizio tra l'altro nasce proprio a margine della legge sulla assistenza domiciliare, quindi Rina Bizzeli ha avuto un'intuizione. Salutiamo la nostra presidente storica, presidente onoraria ora di Insieme si può, e insieme a tante amministrazioni ha costruito proprio passo passo il servizio a domicilio. Questo andando a sostenere le difficoltà di molti anziani che vivevano a casa spesso soli, ma nello stesso tempo dando opportunità di lavoro a molte donne del nostro territorio e ancor prima dell'opportunità di lavoro formando queste persone, quindi con momenti formativi, momenti di incontro culturale dove insomma è passato un po' quali sono i valori che stanno alla base della cooperativa Insieme si può, e fondamentalmente si riassume in due: solidarietà e umanizzazione dei servizi, cioè la persona al centro del nostro lavoro. Allora io ricordo queste donne, è stata la prima che ho ricordato Tina Anselmi, e poi, grazie alla nipote che ho avuto ospite, è stata Rina Biz. Perché? Perché hanno creato degli imperi, nel vero senso della parola, sia sulla sanità che sul sociale. Lavoravano per un unico obiettivo: dare risposta alle persone, specialmente alle fragilità. Con Tina Anselmi la sanità ha preso il volo, ma una sanità invidiata, incredibile. Una persona, una donna, ancora una donna, che si fermava quando rientrava da Roma ad ascoltare il suo popolo, quello che l'aveva anche eletta, che era rispettosa, per quello prima ho detto il rispetto, di Rina Biz, questa donna che ha creato un Insieme si può meraviglioso, non a caso ho detto numero 1 in assoluto, non ce n'è per nessuno, tutti bravi, ma bisogna dire che il numero 1 è Insieme si può, ma soprattutto, Presidente, la determinazione. Ecco, la determinazione, perché l'obiettivo era sacro, era aiutare le fragilità. Lei avrà questa determinazione, io lo spero tanto, anche perché so che ultimamente paletti ce ne sono una montagna, specialmente per portare avanti le fragilità, eppure qualcuno dovrebbe capire, non basta sedersi in sedia a rotelle o mettersi gli occhiali perché non ci vedi, cosa vuol dire essere cieco, essere in sedia a rotelle, provare certi strumenti. È una questione di buonsenso, di rispetto, perché io sono stanca di sentir parlare, Presidente, di disabilità. Dobbiamo parlare di inclusione, dobbiamo dare dignità a queste persone. E come fai a dare dignità? Diventando autonome e creando il lavoro. Solo questo darà a queste persone dignità. Sono meravigliose, sono responsabili, sanno lavorare quando imparano un lavoro benissimo, eppure si fa fatica. Le aziende assumono poco, specialmente anche se c'è la legge, non esiste, non ci sono, è inutile che vengano a raccontarmi, pochi lo fanno, però voi potete farcela perché siete dei numeri 1. Prego Presidente, mi scusi ma voglio salutare anche Marco Scolese che è qui con noi, che ha preso il posto di Marco Della Pietra, che è Comitato Viabilità Treviso Nord. Un altro problema, questa volta sentiremo un'altra cosa di Marco Scolese, però anche lui si occupa di fragilità e mi fa piacere che si sieda accanto alla Presidente Raffaella Daros. Prego Presidente. Numeri 1 insieme a tante altre belle cooperative del nostro territorio. Treviso è ricca veramente di una cooperazione vera,
e come dice lei, attenta alle persone in difficoltà e attenta ad includere le persone all'interno di percorsi, insomma, che diano loro la dignità come persona che può dare al mondo anche del lavoro. Insieme si può fino ad oggi era cooperativa che lavorava in ambito sociosanitario. Da febbraio è diventata anche cooperativa B, cioè che si potrà anche sviluppare nell'area più produttiva, quindi mirando proprio all'inclusione delle persone svantaggiate. Su questo stiamo costruendo delle progettualità. Per ora l'inserimento è previsto all'interno dell'ambito produttivo che noi abbiamo, che sono l'ambito delle pulizie, però insomma contiamo di sviluppare altro e per dar modo a più persone di trovare posto all'interno delle nostre comunità anche dal punto di vista lavorativo. Quindi contiamo veramente di svilupparci da questo punto di vista. Però mi lasci aggiungere, lo dico io, sono la cattiva, lei è la buona. Questa mattina ho deciso di fare la cattiva, non ce n'è per nessuno, però queste figure devono essere pagate con un giusto stipendio. Mi scusi se lo dico, però io vivo a contatto con queste persone e secondo me non è giusto, perché lavorano benissimo, meglio di tanti altri, sono molto responsabili e vanno a casa con 2 soldi. Questo non è ammissibile, qui lo dico alla politica, che non siete voi, sono loro che devono intervenire, che devono investire, perché il futuro sono anche loro. È che non si è mai parlato di inclusione, perché noi abbiamo sempre parlato, si chiamavano mongoloidi, handicappati, disabili, diversamente abili, io invece li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, io li chiamo diversamente agili e forse dico sempre ogni mattina o quasi che forse dovremmo iniziare a chiamarli per nome, loro hanno un nome, un cognome, sappiamo veramente come si chiamano, perciò smettiamo di dire passa il disabile, area handicapà, ma passa Maria, passa Tony e passa Marco. Cosa dici Marco Scolese? Tu che fragilità, poi parleremo anche di un'altra cosa, ecco te ne sei occupato, te ne occupi, prego. Sì, no, dal punto di vista lavorativo mi occupo appunto anch'io di sviluppo di progetti in ambito sociale e proprio nell'ultimo periodo sono impegnato nello sviluppo di una rete di cooperative di tipo B, esattamente come la nuova avventura appunto della cooperativa tua ospite Mirella, e proprio per aumentare le opportunità, per aumentare le sinergie e per poter dare maggiori opportunità di crescita proprio a persone con fragilità, persone con diverse difficoltà. E io ripeto sempre, oggi siamo da questa parte, domani possiamo diventare persone con disabilità, perché possiamo essere vittima di una malattia, di un incidente, di un'occasione diciamo così sfortunata della vita, che ci porta ad avere diciamo meno abilità di oggi. Ti interrompo un secondo perché abbiamo Giusy, se no mi cade la linea, lo sai che sono importanti gli opinionisti. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E difatti ci tenete tanto qui al telefono, non so Giusy, questa mattina cosa succede. Perché non avete tante telefonate, perché ci tenete tanto fermi, insomma. Comunque non importa. Ho sentito Mirella ieri sera in TV che un signore si è sentito male, un dolore al petto, è andato al pronto soccorso pensando di avere un infarto. Avendogli fatto tutte le analisi, le dissero che non c'era nulla e che poteva andare a casa. Quando hanno detto che il ticket era di 130 euro, è svenuto, hanno dovuto ricoverarlo, Mirella. Ha detto, ma se prendo 600 euro al mese, 130 euro di ticket. Non capisco. Guarda Mirella, tutte le mattine diciamo non capiamo niente, non capiamo più niente. Dateci una risposta. Quelli addetti ai lavori, per favore, 130 euro di un ticket. Io ho capito che ci sono le spese ospedaliere, senz'altro, perché c'è tanto lì da pagare. Per 30 euro a un pensionato che prende 600 euro, ci vorrebbe l'ISEE anche lì, Mirella. A questo punto ci vorrebbe l'ISEE anche lì.
Vi saluto, grazie. Ciao Giusy, anche se aspettate un po', ma poi riuscite sempre a prendere la linea, ci vuole pazienza, anche perché delle volte sono argomenti molto importanti che dovete conoscere, poi bene o male sapete che parlerete. Allora, chi vuole rispondere? Continuiamo con quello che stava dicendo Scolese, poi passiamo alla Presidente Da Rossa. Sì, no, appunto, questo dicevo, che la disabilità non appartiene agli altri, appartiene a tutti noi, ok? E quindi poter fare delle politiche appunto inclusive, ok, per tutta la cittadinanza, quindi delle politiche che possono tener conto di ciascuno di noi nella propria specificità, questo sicuramente ci porta verso un modello, diciamo così, migliore rispetto all'attuale. Poi rispetto alle telefonate dei tuoi ospiti, come far torto? Il momento è particolarmente drammatico, l'inflazione sta mettendo in serissime difficoltà i bilanci di tante famiglie e c'è diciamo così, un continuo carovita che a me pare di cui nessuno si stia facendo carico, ecco. Se non appunto le famiglie che continuano a mangiare il proprio risparmio, quello che magari hanno accantonato negli anni scorsi, però di fatto ce ne accorgiamo tutti, anche solo andando al supermercato a fare la spesa, quanto siano aumentati i prezzi. E lo stesso vale per tutti gli ambiti, i libri scolastici, le attività sportive, qualsiasi ambito è diventato più caro. Quindi sì, credo proprio che la politica qui debba fare un intervento, perché non possiamo essere né noi cittadini né chi del terzo settore si occupa appunto di politiche sociali. Abbiamo Maria da Vazzola, vai Maria. Buongiorno, scusi, io vorrei parlare appunto della sanità. Buongiorno a tutti intanto. Prego Maria. Io è un mese che sto male, guardi. Tutta mattina. E vado in ospedale e mi mandano a casa. Avrei bisogno di fare una risonanza e non me la fanno fare. Io sono malata, guardi. Non ce la faccio più, non ce la faccio. Ieri ho dovuto chiamare l'ambulanza per la 6ª volta. Sono sola. E ho 800 euro di pensione soltanto, ho dovuto pagarmi una visita perché sennò andavo avanti tanto. Adesso avrei bisogno di una risonanza, non me la fanno in ospedale. Sai cosa mi hanno risposto? Che loro non sanno cosa fare, non possono fare niente al pronto soccorso. Maria, quanti anni hai? Posso chiederti, Maria, quanti anni hai? Io ho 82 anni. Ti seguono i servizi sociali, Maria, ti conoscono? Prego? Non l'ho sentita. I servizi sociali ti conoscono, sanno che sei sola, che hai dei problemi? Lo sanno, sì. Allora Maria, fai una cortesia, lasciami il tuo numero di telefono, Maria, come faccio di solito. Lascialo bene per cortesia, Maria, che poi ti chiamo quando ho finito la trasmissione. Grazie di aver chiamato, Maria. Arrivederci. Allora, Presidente, questa è una valle di lacrime tutte le mattine così. Persone diversamente giovani, come le chiamo io, sole, ma che hanno ancora il coraggio e la voglia di parlare e di dire che le cose così non possono continuare. Le cose così non possono continuare. Primo, perché è inutile che siamo 6.000 associazioni di volontariato se poi non riusciamo a conoscere e ad arrivare a Maria ed aiutarla. Non so a cosa serviamo, se qualcuno vuole forse farmi capire a cosa serviamo se non ci chiamano, visto che Maria ha un nome, un cognome, un indirizzo ed è conosciuta dai servizi sociali che poi vado a verificare, perché lo sapete, chiamo il sindaco, non chiamo il servizio sociale, chiamo il sindaco per vedere perché succedono queste telefonate tutte le mattine, tutti i giorni, 12 mesi all'anno. Prego, Presidente. Sì, è drammatico e insomma fa pensare, no? Ed è apprezzabile ed è auspicabile che le persone chiamino dei loro punti di riferimento, in questo caso tu Mirella, insomma, che tanta attenzione poni proprio alle persone che vivono in condizioni di fragilità. Ecco, io credo che il grande lavoro che dovrà essere fatto dalla politica insieme ai soggetti, tutti, associazioni, enti del terzo settore, privati cittadini appassionati delle loro comunità,
dovrà essere messo un impegno per costruire delle reti vere, concrete, di attenzione ai territori, mettere in circolo le informazioni, ovviamente per quanto possibile e garantendo la riservatezza, e cercare di non lasciare soli nessuno. Dopodiché alcuni servizi ci sono, mi viene in mente per la signora lì c'è una bella casa di riposo, ma c'è un centro diurno dove magari può essere accolta mezza giornata, una giornata, ecco. E sarebbe magari anche importante avere dei riferimenti, dei momenti di incontro con altre persone, ma soprattutto all'interno anche di un ambiente protetto, che possono valutare la situazione anche di salute della persona. Quindi alcune strutture ci sono, ma dobbiamo fare maggiormente rete, e la politica credo debba essere chiamata a questo insieme a tutti, e tu ne sei l'esempio. Io le sono l'esempio perché io non vengo ascoltata, non vengo invitata, cara Presidente, non mi invita a nessun tavolo di concertazione, a parte che non può fregarmene di meno, perché tanto quello che penso lo dico e dove voglio arrivare arrivo. Il problema è che finché la politica non capirà che dovrà dare il là a queste associazioni che sono iscritte ad un albo regionale, e quando c'è un problema o un convegno devono essere invitate tutte. Poi decido io se andare o no, ma tu mi devi invitare, e non trovarmi con associazioni che si spendono per il territorio di volontariato che non vengono mai invitate, come la sottoscritta, perché non fanno parte del cerchio magico, perché magari sono antipatiche a qualche assessore, perché le pari opportunità sono dominate dall'alto, perché c'è un re che comanda. Allora lei capisce che io le dico queste cose, perciò se mi invitano non c'è un problema, però almeno invitate queste associazioni. Ce ne sono tante che vengono dalla Mirella e dicono: io non sono mai chiamata da nessuno. Questo deve terminare, perché c'è un album, c'è un elenco di associazioni, ed è doveroso e rispettoso nei confronti di queste persone essere invitate. Marilena, ciao Marilena. Ciao Mirella, ciao. Scusa, siccome io sono fuori fatalità stamattina. Tranquilla. Non ho seguito niente, ecco. Tranquilla. Come so che dovete parlare del quarto lotto, volevo solo dire qualcosa. Vai. Io mi sono trovata da poco, 2 giorni prima delle elezioni comunali, è venuto Salvini, e io mi ero presentata con un foglietto da poter intervenire e dire qualcosa, come al solito. E il sindaco, quando ha visto, mi ha detto: guarda, ti faccio parlare dopo col ministro. E mi ha fatto parlare, però mi ha fatto appena iniziare, bastavano 5 minuti, più di tanto non ho potuto dire. Ma il sindaco, il ministro Salvini, come pensavo, quando gli ho detto un po' di cose mi ha detto: ah, ma io non so niente di tutte queste robe, non so niente, io ho solo sbloccato i soldi. Ecco, questo è quanto. In quel momento il sindaco Conte mi ha promesso, mi ha detto: sta tranquilla, che quando vengono i progettisti ti chiameremo, faremo insieme. Ah, ecco, allora prima di fare il progetto, perché quando ero andata 20 giorni prima da lui, con Cavallin Carlo, mi aveva detto che quando facevano il progetto mi ha chiamato per fare delle migliorie o cose. Al che io ho detto: ma scusa, 3 anni fa sei venuto fuori nel posto e hai visto anche tu, hai fatto anche l'articolo alla linea Paronetto dicendo che lui ha detto che il progetto era da rifare perché non c'è il posto. Il posto è quello. Dove la vogliono fare? Continuano a voler spendere soldi di progetti, di cose, per i voti, perché hanno fatto un disastro, un martellamento durante la campagna elettorale, che è una roba pazzesca. Allora, il quarto, l'altra sera De Checchi ha detto che ci sono 3 motivi per farlo. Uno, perché 40 anni che devono farla. Questo è un motivo per non farla. Perché allora perché governavano sempre loro prima? Perché non l'hanno fatta? E dopo 40 anni ci hanno fatto costruire, nascondendoci la verità, il disegno, che facevano una variante, e adesso vogliono a tutti i costi farla. E il posto non c'è. Ma che risolve cosa? Cosa risolve? Ha detto De Checchi, il quadrante della città, il PUT, per l'attraversamento. Ma ragazzi, ma pensiamo che il quarto lotto dov'è? È alla fine della tangenziale il quarto lotto, dove c'è il BHR Hotel. La gente deve, da qualsiasi posto venga, deve fare tutta la tangenziale comunque per arrivare in fondo.
Cosa cambia? E spendere tutti quei soldi, adesso hanno detto 77 milioni di euro, ma non saranno quelli, perché con tutti gli espropri che non hanno calcolato e niente. Allora la De Berti poco tempo fa ha detto che per il Littoraio Est ci sono gli stessi identici chilometri del quarto lotto. 40 milioni di euro erano troppi, era una follia, questo è quello che ha detto lei. Io quando parlo non parlo per niente, ho sempre la documentazione. Ecco, questo è quanto ha detto. E quindi però 40 milioni erano troppi, hanno cambiato, hanno fatto per 20 milioni più 5 milioni del via, delle prestazioni via, 25 milioni di euro. Comunque che là ancora sembrava dovesse già essere fatto, mancano ancora soldi anche là, è sempre tutto in alto mare. Ecco. Allora io dico, gli stessi chilometri, 77 milioni di euro, ma saranno di più, va bene, allora per gli stessi chilometri per il quarto lotto, cioè i soldi sono nostri, li devo spendere dove serve. Mirella, tu lo sai, dopo non ci siamo più incontrate. Infatti ho capito chi sei una guerriera numero uno, mi ricordo qui Cacciatori, adesso ti ho collegato, ecco. Cara Marilena, un abbraccio invece, adesso ho collegato chi sei. Ecco, grazie Marilena, molto chiara. Naturalmente Marilena è la nostra guerriera che si batte per delle cause anche molto giuste, ma soprattutto questa comunicazione e informazione che non arriva mai corretta. Noi abbiamo avuto anche dei sindaci, qui lo dico anche a Marco Scolese, che dicono noi non partecipiamo neppure ai progetti, non veniamo neppure invitati, addirittura al taglio nel nastro non ci invitano. Capisce bene che c'è qualcosa che non torna. Prego. Ma Marilena Rosada, che ci ha appena chiamato, dice delle cose corrette e anche documentate. Allora, proviamo a fare ordine iniziando dall'inizio di questa storia. L'inizio di questa storia risale a prima che io venissi al mondo, ok? E non sono più tanto giovane. Siamo circa negli anni 80 e viene inserito nel piano regolatore, perché si chiamava così all'epoca, nel piano regolatore Amati del comune di Treviso viene inserito la tangenziale di Treviso e il suo completamento anche a nord. Poi passano gli anni, questa opera non viene realizzata, negli anni in cui c'era la necessità di realizzarla e negli anni in cui c'erano, diciamo, un po' più di abbondanza nelle risorse pubbliche per realizzare questo tipo di opere. Negli anni, fine anni 90, la giunta comunale all'epoca guidata da Gentilini ha autorizzato invece la costruzione lì nella zona dove sarebbe poi sbucata dove sarebbe sbucato il quarto lotto della tangenziale, quindi l'ultimo tratto di tangenziale che collega Castellana a Feltrina, ha autorizzato la costruzione di un grande ipermercato. La costruzione di questo grande ipermercato di fatto impedisce fisicamente lo sbocco della tangenziale sulla Feltrina, cioè manca lo spazio per fare gli innesti. Allora cosa accade? Che nel 2004 poi la giunta Gobbo, ho fatto una storia molto veloce, sì, tagliando tanti episodi, però quelli salienti sono questi, la giunta Gobbo di fronte alla realizzazione del supermercato, dell'ipermercato in quell'area, decide di spostare il tracciato. Apriti cielo, nel senso che spostare il tracciato dopo che per 40 anni è stato segnato sulle mappe, sulle carte, su delle aree vincolate, dove di fatto non erano state costruite case, capannoni, erano zone rimaste libere e proprio vincolate alla realizzazione di quell'opera, spostando il tracciato di fatto, come in una stanza piena di cristalli, va ad incontrare costruzioni già esistenti, incroci con strade che non erano previste, insomma è successo un bel putiferio, per cui negli ultimi 20 anni, perché nel frattempo sono passati altri 20 anni dal 2004, quasi, si è discusso di appunto spostare il tracciato del quarto lotto della tangenziale. Cosa rappresento questa mattina? Rappresento il Comitato per la viabilità a nord di Treviso, che non è il comitato contro il quarto lotto, vorrei chiarirlo, è un comitato che nacque appunto quando ancora io non ero a questo mondo, ok? Io sono l'ultimo arrivato dentro questo comitato, perché appunto nasceva per offrire un punto di vista anche dei residenti dell'area rispetto alla miglioria della viabilità di quella zona, un gruppo di cittadini attivi che partecipa alla politica, partecipa alla vita della propria comunità dando il proprio punto di vista. Questo comitato non nasce contro il quarto lotto, ma arriva ad essere contro il quarto lotto perché nel frattempo
frattempo le condizioni sono mutate. Quindi, mentre negli anni 80 il comitato proponeva di spostare più a nord il tracciato rispetto alla zona del piano regolatore, cioè rispetto alle zone che il piano regolatore aveva individuato, e quindi più a nord collegando direttamente la tangenziale con la Feltrina nella zona in cui già si progettava la pedemontana. Ok, quindi di offrire la tangenziale come collegamento con un'altra grande arteria, ok? Aiutando il collegamento con la Postumia Romana, ok? Quindi insomma proponeva una diversa realizzazione e il comitato, diciamo così, è stato ascoltato sia da tutti i livelli della politica fino al livello nazionale dell'ANAS, e la proposta del comitato veniva considerata una proposta di buon senso, ok? Perché comunque andava a migliorare il quarto lotto della tangenziale. Poi però, passando gli anni e cambiando le condizioni, sostanzialmente la riflessione che oggi fa il comitato è quella di dire: ha ancora senso dopo 40 anni realizzare un'opera in queste condizioni? Fermo che abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Ciao. Ciao. Un saluto anche ai tuoi ospiti. Dunque Buongiorno. io volevo fare una domanda a te, che si parlava del solito problema dei servizi sociali, dei diversamente giovani, dei diversamente abili, di tutta questa marea di milioni di persone che soffrono, che ne subiscono ingiustizie, che non hanno servizi, eccetera. Hai mai provato tu a fare una lettera indirizzata direttamente al Presidente Zaia, oppure a Salvini, oppure ai vertici delle istituzioni, eccetera, per chiedere che ci sia un coinvolgimento tuo in tutto quello che fai? Perché con tutto quello che fai io mi sentirei umiliato di parlare, lottare da anni e non vedere risultati. Una domanda forse banale, però hai mai, voglio dire, questo tuo rivolgersi ai potenti per avere un coinvolgimento, l'hai mai fatta tu? Ecco, grazie, ti saluto. Allora Livio, non mi conoscono di più. È che quando mi vedono è come vedono la strega. Vade retro Satana, te lo dico io sinceramente. Perché vedi? Perché ho sempre portato avanti le fragilità, purtroppo, ma per fortuna dico io, questo a loro non interessa. Sono i business, sono tagli di nastri importanti, visibilità importanti. I poveri sono di tutti ma non sono di nessuno. Cosa ho detto prima? Si chiama Maria, chiama sola, abbandonata, eppure un nome e cognome. Ci sono servizi sociali, sia sanitari che amministrativi. Capisci che quando tu porti avanti il problema di queste persone spariscono, perché non gli interessa assolutamente aiutare le fragilità. Non a caso il terzo settore sarebbe sempre a comunque aver avuto dei privilegi. Invece guarda come siamo presi, continuano a cambiarci i nomi, siamo sempre là. Cambia l'orchestra ma il direttore è sempre quello. Capisci che non si va da nessuna parte, però calma, ci siete voi. C'è il 5 per 1000 per fortuna, che dà la possibilità alla sottoscritta di andare avanti. Io non chiedo mai niente, faccio perché ho voi che mi date fiducia, che credete, che vi faccio vedere tutto quello che faccio con i soldi che mi mandate, e questo mi ripaga di tutto. Sai, delle volte la politica serve, è vero, hai ragione tu, perché la stanza dei bottoni è là, però se sei determinata e riesci a superare tutti sti paletti che loro continuano a mettere ogni giorno, e ti mettono paletti e tu li salti continuamente, alla fine vedi che qualcuno se ne va perché non è più in politica. Basta aver pazienza, però devi saltare i paletti, devi avere il coraggio. Te ne mettono tantissimi, Livio, ti segano, ti spezzano, però tu devi avere l'energia, che siete voi, che sono le fragilità che ti fanno andare avanti. Io dico sempre, io sono il motore, è vero, ma voi siete la mia benzina.
è la benzina che fa girare il motore e questo motore dal 2010 sta andando avanti a gonfie vele, tanto è vero che col 5 per 1000 siamo nei top 10 della classifica, siamo secondi. Ma tu hai le telecamere, certo che ho le telecamere, però io faccio anche vedere quello che faccio e la gente a casa è mica stupida, sa chi dare fiducia, sa che quelle cose sono vere. O sbaglio, Presidente, come rispondiamo al nostro Livio? Rispondiamo che è sempre importante far sentire la nostra voce e su questo tu sei molto brava. Ed è importante che si dia voce alla fragilità. Mi permetto, guarda, io arrivo anche da un'esperienza di sindaco di 10 anni nel mio comune che è Breda di Piave. Io credo che di cose belle, comunque belle intese a favore delle persone con fragilità, questo territorio veneto ne abbia costruite e fatte molte. Ecco, spezzo anche una lancia a tanto impegno di tanti bravi amministratori e tanti bravi tecnici comunali. L'importante è che non perdiamo di vista i nostri obiettivi, che è continuamente presidiare, vigilare sul corretto svolgimento delle attività che ciascuno di noi è chiamato a fare. E quindi le associazioni, le aziende ULSS, i politici in quanto tali, le amministrazioni. È un momento storico molto difficile in cui i fondi sono pochi e quindi quando si tira la coperta quella è e non riusciamo ad allungarla. L'importante, ripeto, è che non perdiamo di vista i nostri obiettivi primari, soprattutto la politica che tenga sempre l'attenzione sulle persone che più hanno bisogno. Guarda, insieme si può, lavora nell'ambito del disagio, degli adolescenti, della salute mentale, della disabilità e devo dire che lavora in grande sinergia con gli enti, i committenti, gli istituti, le ULSS con i quali si rapporta. Abbiamo anche un centro per i disturbi alimentari a Susegana, nato proprio in forma sperimentale, che adesso stiamo cercando con la Regione di farlo autorizzare come modello. Quindi c'è l'attenzione. È altrettanto vero che i problemi sono tantissimi, è altrettanto vero che è cambiato il tessuto sociale delle nostre comunità, non ci sono più le famiglie, anche la signora sola, quindi mancano le relazioni all'interno di una comunità, spesso sono venute meno e quindi anche con meno facilità si mettono in evidenza le necessità che emergono dalle nostre comunità. Io credo che dobbiamo impegnarci innanzitutto come cittadini e ripeto, tu sei un grande esempio. Sì, ma cara Presidente, è vero quello che dice, ma lei per fare queste cose ha bisogno di persone. Allora, se queste persone vengono pagate nella giusta maniera, lei trova le persone per dare aiuto e supporto alle fragilità. Allora, mi vuole spiegare come si fa a sentire i medici per l'ambiente che qui dalla Mirella chiedono 160.000 euro per fare un test sui giovani perché stanno crescendo con dei genitali molto piccoli e sono preoccupatissimi che trovano il PFAS nel cervello ormai di queste persone? E nessuno dà risposte e poi sento cene da 350.000 euro che non sappiamo dove vanno questi soldi e perché sono stati raccolti. Capisce che siamo stanchi di sentire che non ci sono risorse per le fragilità e si trovano per fare di tutto e di più che non serve a nessuno? Allora non è vero che non ci sono risorse per il terzo settore e le fragilità, è perché i soldi vengono dirottati su strutture che non servono a nessuno, ma perché rendono visibile c'è un business incredibile. Sandra da Padova, vai Sandra! Ecco, salve. Sandro, scusa Sandro. Sì, niente. Volevo dirti che ancora peggio da questa sera i mutui i tassi sono aumentati, quindi uno da 1.000 euro che dovesse pagare passa a 1.500, quindi non fanno altro che danneggiare questa volontà di offerte. Saluti.
Grazie Mirella, Sandro per confermare ulteriormente, prego. mi collego a quello che dicevi tu, ok, mi avete invitato per parlare del quarto lotto, io allora non dico niente del quarto lotto, dico una sola cosa, il costo preventivato è di 77 milioni di euro, non 350.000 euro, 77 milioni di euro, che sono una montagna, servono a realizzare 2 chilometri di asfalto. 2 chilometri di asfalto. Ci possono essere tutte le motivazioni che vuoi, ne parliamo, mi confronto pubblicamente con chi la vuole realizzare, così come ho fatto anche in passato, non ho problema ad ascoltare chi la pensa diversamente da me, a dibattere, ma io mi fermo su un dato, Mirella, 77 milioni è il preventivo, che poi se tu hai esperienza di costruzioni, il preventivo di solito è sempre meno di quello che poi è il consuntivo, e con l'inflazione galoppante, ok, questi 77 milioni preventivati oggi, a fine realizzazione dei lavori, saranno almeno il 30% di più. Cioè stiamo parlando di 77 milioni di euro pubblici, perché sono delle tasse che paghiamo, ok, che vengono impiegate per fare 2 chilometri di asfalto. Ok, quante altre cose possiamo fare insieme io e te con 77 milioni di euro? Ferma. E allora io ti aggiungo un'altra quisquiglia, l'assessore Boraso, qui seduto al tuo posto, l'assessore di Venezia alla viabilità, ha detto che si sono spesi e stanno partendo i lavori, perché ormai parte, 650 milioni per fare una manciata di chilometri per collegare la ferrovia all'aeroporto, perché così chi andrà a sciare, chi andrà a Cortina avrà le agevolazioni. Ci mancava solo che facessero anche l'aeroporto, così siamo a posto. Capisci che non è vero che non ci sono le risorse? Vengono spese dove a loro comoda, perché c'è un business pazzesco, sto parlando di edilizia, di infrastrutture, naturalmente non di sedie a rotelle, ragazzi, ma perché là è tutto concentrato. Ci mancava che il PNRR dicesse: se tu fai le strutture io ti finanzio, perciò vai dritto con le strutture, e poi dentro il vuoto, perché non c'è personale, perché non si trova, perché non sono pagati, perché le cooperative, poveretti, a questi danno 2 lire che sono con le mani nei capelli. Io mi vergognerei e mi vergogno, perché sono persone che dovremmo premiarle, perché abbiamo le Paraolimpiadi che le medaglie vanno pagate in maniera diversa. Hai capito come funziona in Italia? Nel silenzio assoluto. Perché? Perché ai vertici hanno paura di parlare, perché se parli ti seguo, ti tolgo la poltrona e te ne torni a casa. Siccome quando sei in politica sai cosa rende la politica e che visibilità hai, questa non la vuole perdere nessuno, perciò tutti a 90 gradi, altri 360 dico, e vai che vai bene. E allora bisogna combattere, passare i paletti, sperare che cambi, che le segreterie si rendano conto che abbiamo bisogno di persone competenti. Chiaro? Sindaco. Ah, bene. No, allora, certo, le difficoltà sono tantissime, le cooperative stanno scontando veramente bilanci drammatici, il Covid ci ha segnato, adesso l'inflazione, abbiamo i committenti che non ci riconoscono l'indice Istat che è previsto, quindi le difficoltà sono enormi e in questo momento la difficoltà più grande sono le risorse umane, trovare personale da impiegare in questi servizi dedicati a persone fragili. Uno, per l'aspetto economico, io sto spingendo a livello nazionale affinché venga rivisto il contratto delle cooperative sociali, ma certamente non porterà a una rivoluzione. D'altro canto sono molto preoccupata da presidente della cooperativa, perché non credo che i nostri committenti sull'unghia ci riconosceranno l'aumento che verrà previsto, quindi dove trovare le risorse sarà un problema. Ma l'aspetto più grave ancora è che non abbiamo persone che vogliono intraprendere queste professioni di cura alla persona. Uno, non lo vogliono
io sono più propensa a dire non ci sono persone che vogliono, che possono intraprendere un percorso formativo appunto di cura alle persone. Quindi mi sto anche chiedendo tutto l'aspetto legato all'immigrazione, come la politica può in qualche modo intervenire per accogliere in maniera diversa chi arriva qui da noi. L'imprenditore può mettere a disposizione, ecco, la formazione, l'inserimento lavorativo, anche l'alloggio. Io credo che poi le amministrazioni comunali, i comuni debbano fare un ragionamento di inclusione all'interno dei territori, ma abbiamo bisogno di persone. La nostra natalità è ormai ai minimi storici e da qui a 30 anni rischiamo veramente di rimanere un paese di soli vecchi. Sì, però, Presidente, tutto vero, però io l'ho raccontato che sono andata in una struttura dove ci sono questi ragazzi che arrivano, mi sono sentita mortificata, mi sono sentita come persona umana, veramente con una riflessione dentro di me e mi sono chiesta cosa stiamo facendo a questi ragazzi su un cortiletto, su e giù, ragazzi di 20 anni, forti, fisici eccezionali, perché sono nati su paesi, non è che loro veramente non serve mangiare, fa tanta ginnastica nei movimenti. Io mi metto nei panni di questi ragazzi, 18-20 anni, giorni e giorni chiusi, perché il permesso di soggiorno non arriva. Allora mi sono avvicinata a qualcuno e gli ho detto, veresti com'è a lavorare? Subito. Persone che parlano 4 lingue, attenzione, persone che parlano 4 lingue. Diplomate e laureate. E noi li teniamo là fermi perché sono dei delinquenti, sono dei spacciatori, sono dei criminali, perché questo è passato, il messaggio che è passato. Certamente tra questo di loro. è il messaggio che è passato. Poi se qualcuno esce perché scappa e va a spacciare, ma è quello che trova dietro l'angolo. Cioè, cosa offriamo noi? Avete visto ieri cosa è successo? Avete visto cosa è successo? Allora, non c'è manodopera, la denatalità si sta facendo sentire, perché non è che i giovani non vogliono lavorare, non ci sono! Non ci sono! Quelli che ci sono o studiano o sono impiegati o se ne sono andati via. Non ci sono, guardate che non è vero che non vogliono fare certi lavori. Avete visto l'intervista che lavorava, era un avvocato in tribunale, è andata a lavorare la terra? Avete visto? Perché guardate che vi fanno vedere cose che non esistono e vi fanno capire cose che non dovete capire. L'importante è mettere uno contro l'altro, guai al nero, guai al giallo, guai al verde, senza pensare che magari quel verde ha aiutato anche una persona e magari ha salvato anche una persona, cosa che succede qualche volta. Allora, prima i veneti, certo, e dove sono? E dove sono? Prego, Scolese. Ma Mirella, si collega tutto, sai, cioè si collega assolutamente tutto. Noi dobbiamo ragionare a tutto tondo, cioè dobbiamo rendere economicamente interessante il lavoro nel sociale, ma anche professionalmente voluto, ok? Dobbiamo fare politiche inclusive di questi nuovi cittadini, io li chiamo, perché extracomunitari sono anche gli svizzeri, non fanno parte della comunità europea, sono extracomunitari anche loro. Quindi... No, calma, non hai il permesso di soggiorno, no, se certo. non hai quello, se sei un delinquente te lo do, certo. O quello scappa col braccialetto elettronico, o quello hai capito? Quindi questi nuovi cittadini di cui così. Il sistema produttivo delle nostre imprese chiede manodopera, ok? Quindi insomma dobbiamo mettere insieme le cose, dobbiamo rendere, diciamo così, appetibile anche vivere in questo territorio e lavorare in questo territorio. Perché dico che questo si collega? Perché, ad esempio, mi sono trovato per motivi lavorativi ad un incontro istituzionale dove l'intermediario istituzionale che voleva mettere insieme impresa e persona competente ma con delle fragilità, si lamentava del fatto che mancassero gli strumenti alla persona per recarsi al lavoro. Aveva le competenze, quell'azienda cercava esattamente quel profilo lì. Non c'è come raggiungere il lavoro. Questa persona dice: ma io posso per un contratto di 6 mesi acquistarmi un'auto da 25.000 euro? Nadia da Treviso, vai Nadia, poi saluto gli ospiti perché ho forato anche stamattina. Vai Nadia. Nadia? Caduta la linea con allora, Nadia. dico una cosa,
questa persona appunto che diceva posso comprare una macchina da 25.000 euro è di fatto uno di quei tanti cittadini che al mattino per andare a lavorare, per andare a scuola, per andare a fare le proprie faccende, ok, è obbligato a prendere la macchina. Perché dico obbligato? Perché possiamo discutere del sistema dei trasporti pubblici, possiamo discutere dei modi alternativi di attraversare le città, cioè nelle nostre città si può passare solo, si può camminare solo che in macchina. E allora io sono tra quelli che pensa che dobbiamo fare delle cose con quei 77 milioni di euro, ok, dobbiamo fare delle cose per permettere alla signora che abita nel quartiere da sola di raggiungere il supermercato che hanno costruito in bicicletta, non in macchina. Perché... Nadia, se no cade ancora la linea, vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Volevo dire al signor Scolese. Sì. Allora, 77 milioni per fare 2 chilometri. E se le dico che io aspetto da 40 anni 3 punti luce su una strada, cosa mi dice? Vengo a Scusa stringerle la Nadia, ma mano. veramente datesi troppo forte Nadia, no? Perché veramente lei veramente puntualizza sempre giustamente, calma, e io... Grazie, arrivederci. Grande Grazie, Nadia, signora, grande arrivederci. Nadia, veramente sono punti di domanda veramente incredibili. Allora sentiamo, devo chiudere perché ho forato, ma vi inviterò ancora. Presidente, come ci saluta? Con un grande grazie e con l'auspicio che possiamo guardare al futuro con prospettive positive, ecco, insieme, facendo squadra. Insieme si può, ecco. Brava. Però io aggiungo, Presidente, che forse la materia volontariato andrebbe inserita nelle scuole, forse non vogliono perché non sanno, non ci conoscono, non li intrighiamo, andiamo a fare la lezioncina in classe 3 volte, 4 volte l'anno, chi ci riesce, conforme il direttore scolastico, e questi ragazzi se ne fregano della lezioncina in classe. Ci prendiamo un impegno comune di così preparare alcuni incontri informativi che hanno un aspetto culturale forte sul volontariato, sulla cittadinanza attiva, Vai, Presidente, basta che non lo facciamo all'isola di Santa Elena, dove non passa neanche il cane, che siamo andati sabato. Dove mi dice lei e noi lavoriamo Perfetto. insieme e invitiamo le persone. Va bene, grazie, grazie Presidente. Scolese, Grazie. come ci saluta? Con una battuta, ok? Io sono contro la realizzazione di questo quarto lotto della tangenziale perché possiamo stare molto bene con 2 chilometri di strada in meno e con 77 milioni di euro in più. Che dici? Grazie, 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 pubblicità. Arrivederci. Arrivederci. E vi presento altri 2 graditi ospiti. Abbiamo in presenza il professor Salvatore Auci, membro direttivo nazionale SNAS, Sindacato Nazionale Autonomi Lavoratori Scuola. Abbiamo collegata da Villorba la professoressa Paola Bortoletto, presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Buongiorno, buongiorno, che piacere rivederla. Buongiorno Mirella e buongiorno alle telespettatrici e telespettatori. Mica tanto buongiorno, sono di un cattivo stamattina, dottoressa, vabbè, lei ho non ha sentito idea quanto qualcosa cattiva prima. sono questa mattina, ma penso che faccio bene ad essere cattiva, forse dovremmo essere in più essere cattivi. Allora, la scuola, fra poco termina la scuola, questi ragazzi, quelli fortunati, andranno in vacanza, chi al mare, chi in montagna, perché hanno la casetta, i centri estivi che funzionano a pagamento. La scuola ha fatto quello che ha potuto, adesso deve intervenire la famiglia. Ma se io non ho la famiglia adeguata, genitori che se ne sono sempre fregati di me, cosa faccio? Mi diverto. Avete visto ieri cosa è successo? Lamborghini, chi è più ben vestito, fa le cose più in... E questi sono i messaggi nei social che girano. Vogliamo capire che abbiamo pochi ragazzi e quelli che abbiamo cerchiamo un po' di coltivarli, di curarli, di coccolarli, di ascoltarli. Prego. Ma il problema della scuola è un problema molto complesso. I problemi della scuola sono tanti ed è complesso affrontarli tutti assieme. Bisogna andare per gradi e pochi alla volta.
Sicuramente il problema del ragazzo che in estate ha bisogno di essere aiutato ad inserirsi in un contesto, a socializzare, ad avere anche rapporti che in altri momenti non ha, perché durante l'anno c'è lo studio, c'è lo sport e via discorrendo. È molto importante tipo, questa necessità estiva. È chiaro che la scuola, ci ha tentato qualche ministro qualche anno fa, ha la possibilità di sfruttare i locali per offrire del tempo scuola aggiuntivo nel periodo estivo. Deve essere organizzato, ci deve essere qualcosa di ben strutturata alle spalle, ma soprattutto ci vogliono esperti che sanno fare il mestiere di intrattenere in un certo modo i ragazzi. Non può essere scuola anche d'estate. Sicuramente è necessario far fare altro ai ragazzi d'estate, quindi probabilmente con una diversa organizzazione, diversa impostazione del problema estivo, quindi scuola utilizzata come struttura ma per fare altro, si potrebbe fare tanto per i ragazzi e soprattutto si potrebbe cambiare il registro per quanto riguarda la dispersione delle cose che si possono fare e le buone pratiche potrebbero essere estese anche a tutto il territorio nazionale. Sentiamo la direttrice, la Presidente Bortoletto. Prego, Presidente. Sì. Allora, certamente, come diceva il professor Auci, il tema è complesso. È chiaro che la scuola può, al di là appunto dell'esperienza che c'è stata 2 anni fa in particolare, no, con il ministro Bianchi della scuola d'estate, uscendo dal Covid, ecco, al di là di questo credo che la scuola debba mettersi in relazione con l'ente locale, con le associazioni per appunto costruire eventualmente delle possibilità estive, senza però che sia scuola, perché altrimenti, come dire, il tema diventa ricorrente, nel senso che questi non staccano mai, sia quelli che hanno dei buoni risultati, sia quelli che sono in difficoltà, e abbiamo bisogno appunto che bambini e ragazzi possano fare delle attività che tra l'altro valorizzino i loro talenti, le loro anche la loro manualità, però ecco con un patto, ecco che torna l'idea di fare un patto in cui la scuola può diventare protagonista con gli enti locali, con le associazioni, perché ci sia una continuità nel tempo senza però, come dire, mettere la scuola ancora dentro un'idea, no? Che è, perché non possiamo fare in modo che la scuola sia sempre scuola per questi ragazzi, altrimenti li perdiamo, poi a settembre non sono più pronti, invece ci deve essere uno stacco, questo è fondamentale. È vero anche, Presidente, che io con tutte le associazioni di volontariato che ho, ripeto, sabato eravamo a Venezia con 28 banchi solidali, eravamo tutti diversamente giovani. 28 banchi solidali, 28 mondi di volontariato, non c'era un ragazzo giovane. E se ce n'era uno è che aveva forse sbagliato a venire. Allora io penso che dopo quello che abbiamo sentito in tutti questi anni, assistiamo continuamente, cyberbullismo, questi ragazzi che se ne fregano, non tutti, perché guardate che io li difendo a spada tratta, perché sono bravissimi, educati e più intelligenti di quello che pensate, dobbiamo andare a parare invece su quello che non va bene. Allora vogliamo capire che forse sarebbe il caso, e qui la politica dovrebbe entrare a gamba tesa, di mettere il volontariato come materia scolastica? Io ho capito che ci sono delle materie che non possono essere toccate, ma siamo nel 2023. Ormai facciamo i viaggetti nella Luna. Vogliamo capire che forse i ragazzi non sono più intrigati abbastanza da questa materia e vorrebbero altro. Allora, gli auditori, io li ho visti, sono diventati magazzini molte volte nelle scuole. Magazzini. Palestre, non ne parliamo, pochissimo sport, tanto è vero, i dati sono quelli, i ragazzi non fanno più sport, pochissimo. Allora, forse... E qui sono orgogliosa di avere la professoressa Bortoletto, non perché mi sviolina o la sviolino, ma perché forse ha capito la sensibilità che sto cercando di portare avanti, che è l'ascolto di questi ragazzi, che ce lo dicono di cosa vogliono ascoltare. Volete capire che è stato fatto un test
a questi ragazzi dove si chiedeva: cosa vuoi scrivere su questo bigliettino? Cos'è la cosa che vorresti subito, quello che ti piace di più? Scrivi quello che vuoi. Voi lo sapete cosa ha scritto, ma lo dico anche ai miei ospiti. Sapete cosa hanno scritto? Ascolto. Ascolto. Né beni materiali, né chissà cosa, ascolto. Allora io penso che la scuola vada riformata con delle materie che possono intrigare, fare formazione. Prima la Presidente Da Rosa diceva: non troviamo più queste figure che si occupano di fragilità. Ma se io ho il Presidente della Consulta Giovanile che gli chiedo cosa sono i CEOD, Consulta Provinciale, e mi risponde che i CEOD sono case per anziani, capite bene che non andiamo da nessuna parte. Non sto parlando con l'ultimo della classe, lo dico perché è vero, è inutile nasconderci le cose. Allora vuol dire che c'è un mondo tra sensibilità, fragilità e un altro mondo di normodotati che si pensano di essere superuomini. E qui la scuola deve fare qualcosa, voi dovete fare qualcosa tutti assieme, cercare di buttare giù, come ho detto prima, quei paletti che continuano a mettervi davanti, perché il problema non è sentito. Abbiamo i divorzi che stanno crescendo in maniera incredibile. Cosa ne facciamo di questi ragazzi? Abbiamo i femminicidi che crescono in maniera incredibile. Cosa ne facciamo di questi ragazzi che continuiamo a portare via la mamma coi bambini e lasciamo là il papà che li ha ammazzati di botte? Volete capire che dobbiamo tutti insieme cambiare registro? Questi sono dei traumi che poi i bambini sfociano nelle baby gang, perché se li andiamo a prendere tutti dietro quella faccia di spavalderia, questi buletti da campagna come li chiamo io, sono delle nullità, si sciolgono come neve al sole quando li prendi, li scuoti e gli dici: guarda che non sono tua mamma o tuo papà, guardami bene. Professore. Allora, qua il problema è da inquadrare, come diceva la dottoressa Bortoletto, andando a rivedere il patto tra scuola e famiglia. Il patto si è rotto tanti anni fa tra la scuola e la famiglia e bisogna ristabilirlo. Il patto serviva a fare che cosa? A equilibrare le due agenzie educative, la famiglia e la scuola. È venuto meno perché i genitori non riconoscono più la scuola come soggetto che educa il proprio figlio e loro sono venuti meno al loro mestiere. Lei diceva poco fa, bisogna ascoltare, certo, bisogna ascoltarli a casa, i figli, e bisogna ascoltare a casa da parte dei docenti, gli studenti. Problema socializzazione. Il problema socializzazione è un problema enorme, pur con tutte le tecnologie moderne, perché per esempio noi parliamo sempre della necessità di far socializzare i ragazzi, ma i ragazzi oramai socializzano, secondo me, in modo aberrante. Cioè loro vanno a socializzare tramite i social, che sono tutt'altra cosa, allontanano, non è che avvicinano, non è che migliorano le relazioni, secondo me le peggiorano. Io quando vado in giro, vado spesso a Roma per motivi sindacali, guardo nelle metropolitana, in treno, cioè due ragazzi, un maschio e una femmina, tutti e due seduti a fianco, si ignorano, ma sono davanti col cellulare. Mentre ai nostri tempi, io ho 62 anni, a luglio, la prima cosa che facevo era cercavo di socializzare. Ho conosciuto tante persone in questo modo, sia femmine che maschi, no? Non avevo così dice, particolari, perché mi piaceva parlare in treno. Adesso le persone stanno lì a parlare col cellulare, magari con un cretino qualsiasi dall'altra parte. Mi permetto di dire così, senza offendere nessuno. Quando magari a fianco c'è una persona che è molto intelligente, che ti può offrire molto in quel momento. Scusi professore, ma chi è che gli ha dato questi strumenti? Chi ha permesso? Sono stati loro? Sono stati loro e chi? E chi ha permesso società, certo, di dare questi strumenti a questi ragazzi? Sì, è vero che io do il telefonino a 4 anni, ma chi me lo impedisce? Certo. Nonostante i pediatri dicono: guardate che è distruttivo, attenzione, ma chi se ne frega? Tanto quei genitori sono cresciuti col telefonino anche loro, qual è il problema? Qui ci agganciamo subito al problema, all'altro discorso, quindi il patto bisogna rimetterlo in sesto. Come può operare la scuola? La scuola oggigiorno, secondo me, sta veramente facendo fatica enorme e gli insegnanti fanno veramente quello che possono.
Si parla tanto di digitalizzazione, la scuola digitale, la scuola 4.0, ma vogliamo capire che la scuola, prima di fare tutto quello che ci stiamo proponendo di fare dal punto di vista digitale, ha bisogno anche di altro. La cosa che ha creato molta difficoltà ai docenti è la burocrazia digitale, tutto quello che c'è dietro computer, tutto quello che c'è dietro a quello che è il mondo innovativo. Sono convinto che l'innovazione serve, sono convinto che servono tante cose che possono permettere a tutta l'umanità di andare avanti, ma serve, e l'abbiamo detto finora, che si riavvii il rapporto umano, che secondo il punto di vista dei docenti è oramai stato compromesso. E la scuola, se vuole tornare ad avere un rapporto come era una volta, deve mettere in gioco queste cose. Per esempio, all'inizio dell'anno scolastico corrente... La fermo, professore, perché abbiamo Fabiola da Vicenza, se no mi cade la linea. Vai, Fabiola. Buongiorno. Allora, qua nel nostro paese si è presentato un problema. Abbiamo, non è la prima volta, abbiamo 5 ragazzi del Bangladesh. Non parlano italiano, non parlano inglese, parlano soltanto la loro impossibile lingua e nessuno li capisce. Allora no, io li ho visti qua per tanto tempo, qualcuno dice che sono qua da 4 mesi, ma dico com'è possibile? Li faranno fare qualcosa questi ragazzi, no? Chiedo al sindaco, ma dice io non so niente, però dice, le assicuro signora, che in Germania prima li mandano a fare un corso di lingua tedesca e poi li piazzano in fabbrica. Perché qua non succede tutto questo? Perché ci sono tempi di attesa lunghissimi, senza far fare niente a questi ragazzi che sono in giro per le strade basse. Allora a me è venuta in mente una cosa. Dico, ma guarda, ogni volta che vado al Prix, che è un supermercato, chiedono operai, chiedono manodopera. Io propongo a questi ragazzi in qualche maniera, perché è difficilissimo parlare con loro. Allora dico, aspettatemi qua, mercoledì alle 11, vi porto giù in 3, vi state in 3 nella mia macchina, in 3 vi porto giù, vi presento al direttore e vi proponete come magazzinieri, come forza lavoro, insomma, no? Mi hanno detto di sì. Dopo non li ho visti, quindi non avevano capito probabilmente o non so cosa sia successo. Comunque quello che le voglio dire, allora a questo punto no, mi sono data da fare e sono riuscita a chiamare la COP di riferimento. E loro mi hanno detto, ah signora, intanto complimenti perché è la prima cittadina che conosciamo noi che si dà da fare per trovare un lavoro questi ragazzi. Io sono un altopiano signora, quindi ho una forza nei miei nervi che è superiore forse alla media. Comunque, a parte questo, mi dice, guardi che adesso questi ragazzi devono fare un corso da saldatori e dopo eventualmente verrà loro trovato un lavoro. Vabbè, ma sono qua da 4 mesi, che ci fanno fare? Sono sulle spese nostre, li paghiamo noi. Dopo se io ho bisogno di una radiografia me la devo pagare perché se no mi dico venga... Fabiola, chiudi perché purtroppo sono in chiusura, non posso più, se no non riescono a risponderti i miei ospiti. Comunque abbiamo capito il messaggio, sei stata chiarissima, però purtroppo non funziona così. Allora sentiamo come commenta la professoressa Bortoletto, ecco che è anche una dirigente importante, ecco l'impiego di questi ragazzi, socializzare, conoscersi di più. Vedo molto divisioni ancora purtroppo anche tra ragazzi, purtroppo. Prego. Allora, intanto rispetto all'intervento è chiaro che probabilmente questi giovani erano già oltre il periodo scolastico, perché per quanto riguarda chi anche arriva non accompagnato ed è minore, comunque viene inserito nelle scuole e si fa tutto un percorso e si mettono anche risorse per dare loro almeno gli strumenti di base per la lingua e per poi arrivare a delle opportunità lavorative o di studio successive. Comunque, detto questo, vorrei anche dire rispetto a quello che diceva il professor Auci, che comunque la scuola è un presidio da questo punto di vista della socializzazione e non può perdere assolutamente questa sua specificità, perché è vero che abbiamo questa massa anche di denaro che arriva per la digitalizzazione, però come dire, gli insegnanti e gli insegnanti formati possono veramente fare la differenza, perché sono persone e quindi è vero c'è la burocratizzazione, abbiamo tutto un carico, lo sappiamo, enorme che è sulle spalle dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, per esempio delle segreterie, però è anche vero che l'insegnante fa la differenza, cioè i giovani,
i ragazzi devono essere risorsa, devono essere capitale umano intellettuale, e quindi la scuola deve essere presidio, e su questo chiaramente do uno stimolo anche ai sindacati perché diano questo segnale agli insegnanti. È vero che siamo in enorme difficoltà, però non dobbiamo perdere questo punto forte, perché la criticità, lo spirito critico, la possibilità che almeno a scuola e non in treno non si usi il telefonino se non per scopi che sono assolutamente didattici e operativi e non certo per rimanere isolati e soli, beh, questo è fondamentale. Poi sul tema dell'ascolto aprite una porta aperta, perché insomma è un tema che ho sempre portato avanti nelle scuole e che continuerò. Allora, è vero, Presidente Bortoletta, presidio, però il presidio deve essere abbinato a queste due parole, rigoroso e rispettoso. Certo. Io sono un presidio, qui c'è il massimo rigore e tu devi avere il massimo rispetto. Troppo una scuola libera che ognuno può permettersi di fare quello che vuole. Tanto qual è il problema? Purtroppo vediamo gli insegnanti con le spalle al muro, questi bulletti da campagna, come dico io, che si presentano a scuola con la pistola e sparano all'insegnante con la pistola. O con il coltello, o con il coltello. Sappiamo benissimo che li hanno negli zaini, ce lo dicono. Guardate che nello zaino ho la droga, ho il coltello, ho la pistola, sono io questo e me ne vanto. Li sappiamo, li conosciamo, abbiamo i nomi, i cognomi, ma chi se ne frega. Tanto mio papà ha soldi, c'è un buon avvocato, tanto qual è il problema? La sanzione è bassissima, ma sono visto da tante persone che mi adoreranno. Cioè, capite che forse qui qualcuno deve mettere veramente a questo presidio importantissimo che sta cercando di far crescere questi ragazzi con la spina dorsale dritta, che ha bisogno che le regole si rispettino. Tu non puoi venire in classe e fare le regole che vuoi perché sei figlio di o nipote di, perché funziona così, Presidente, è inutile che c'è, non dappertutto, per carità, ci mancherebbe allora, però se ci sono queste mele marce cominciamo anche a togliere e diamo più rispetto alla scuola, ai docenti e ai presidenti, che veramente lei è un esempio. Ma cosa possono fare questi docenti che veramente sono con le spalle al muro? Perché? Perché sono protetti. Quale leggi? Che leggi abbiamo? La certezza della pena. Quale pena? Vado dalla Mirella, dalla borsa per 2 mesi, faccio un percorso, faccio il bravo, il bello, il buono, magari mi premiano anche. No, tu non vai dalla Mirella a fare la borsa, tu vai a nuotare, fai 50 volte la piscina perché decido così, perché questo non ti fa male, anzi ti fa bene. No, e basta con sti premi, portare la nonna con la carrozzina, poi li vedi su per il muro col cellulare che smanettano alla grande, perché li vedo io. Allora capite che questi ragazzi che sono più furbi di quello che pensiamo, non tutti, ma quelli che fanno questo, che hanno la doppia maschera, sono così bravi, e beh, io li ho provati sulla mia pelle, perciò posso raccontarvele, e invece sono protetti, cara dirigente, sono protetti. Professore, veloce perché sono in chiusura. Bisogna immediatamente intervenire a questo proposito, cambiando innanzitutto la carta delle studentesse e degli studenti del 98, poi aggiustata da Fioroni nel 2006. Perché se è vero che il Regio Decreto degli anni 20 andava rivisto per quanto riguarda le sanzioni, perché in questo caso con il nuovo decreto del 2006 è stata la possibilità di difendersi, ed è legittimo questo, dare la possibilità di difendersi al ragazzo per dire perché è successa quella cosa. Dall'altro canto deve essere un po' rivista tutta la storia delle sanzioni disciplinari, perché come dice lei, dottoressa, abbiamo necessità che ci sia una sanzione vera e che deve essere rispettata fino all'ultimo momento. La famosa sospensione con l'obbligo di frequenza, mi perdoni, mi fa sorridere perché è altamente diseducativa. Anzi, il ragazzo capisce, ma tutto sommato posso fare tutto quello che voglio, tanto questi qua non mi fanno niente, quindi se oggi ho fatto una cosa grave, domani la farò gravissima. Ecco perché è importante che ci sia un segnale molto forte, e la cosa che va fatta immediatamente è quello di cambiare l'attuale decreto, l'ultimo è Fioroni, che ha scombussolato questa storia, e soprattutto andare a formare il personale dirigenti in testa, che vanno continuamente ad intervenire nei consigli di classe quando vanno a riunirsi per decidere cosa fare, dicendo sempre che li dobbiamo tenere a scuola, eccetera, eccetera.
Non sono d'accordo con quello che lei ha detto. Chi ha detto che dobbiamo tenerli per forza a scuola? Li possiamo anche mettere da altre parti, non per espiare chissà quali colpe, ma perché devono imparare che hanno sbagliato e la prossima volta non lo devono rifare. Se io invece dico continua a stare a scuola, dice beh, allora che cambia? Posso continuare a farlo. Ringrazio i miei ospiti, grazie al professor Salvatore Auci, membro direttivo nazionale SNALS, Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, grazie alla professoressa Paola Bortoletto, presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Assieme dobbiamo fare squadra e cercare veramente queste mele marce, levarle per sempre, fargli fare qualcos'altro forse che è lo sport. Grazie, la posta di Mirella. جميع حبايبنا تفضلوا على الدكة، اهلا وسهلا بالجميع. الله حيو الله حيو. عاش عاش حبايبي حبايبي قولي يا اشرف ابو الليل. وعنا الليل يعيد عند ابن الكبهالي دم الهجاوي يعيد. داري مقبول وعنا الليل يعيد عند ابن الكبهالي دم الهجاوي يعيد. الله ابويا حميدة لبن برطعة بتغني القصيد يا عين السهل يا عز احبابي يا بالقالب لا في غاية مطلب زاري مقبول وبطرق مسلابه بالقالب لا في غاية مطلب مهما علي الخلايق يعتابوا قلبي في حبك معلن ومرهينا